Signor, ciao. Signor, tutti seduti. È così? Stiamo vicino al microfono, magari Allora, siccome signor magari non ci si ritrova, signore e signori, tutti seduti, per cortesia cominciamo. Grazie. La cosa del linguaggio Word, vi assicuro che è una cosa che mi scuote. Uno te lo fa notare. al massimo arrivo Io ho sempre usato, a tutte e tutti. io ho sempre usato, ovviamente, secondo la regola cristiana, il maschile dice ciao. Aspettiamo anche Don Massimo e poi cominciamo i lavori. Allora, per iniziare, intanto buongiorno a tutti. Mi si dice di ricordarvi, di informarvi che i lavori e gli atti, tutti i materiali del convegno sono reperibili sul sito di UNEBA, www.uneba.org. Penso di averlo detto giusto. Tommaso? Basta. Questa era l'informazione di servizio preliminare. Siamo alla seconda giornata del nostro convegno nazionale che sottolinea nel titolo, tra poco speriamo di riuscire a vederlo anche proiettato, i valori che caratterizzano le nostre organizzazioni e il valore che attribuiamo al nostro lavoro di cura. Il convegno si propone di riflettere sulle strategie utili e possibili per resistere nel mare del cambiamento che interessa il mondo del sociosanitario in questo momento. Resistenza. La resistenza è la forza che si imprime ad un'azione con la quale si vuole contrastare un'azione che si ritiene contraria e soprattutto si vogliono impedire gli effetti che deriverebbero da quella azione. Innovare significa essenzialmente modificare uno stato di cose quale quello attuale, introducendo elementi di novità che possono riguardare, per quanto riguarda il mondo dei servizi, modalità di progettazione, di produzione o di vendita dei servizi alla persona. Potremo quindi anche riscrivere in modo dinamico quel sottotitolo del nostro convegno in resistenza fin tanto che si fa doverosa innovazione. È più facile aprire la seconda giornata perché gli stimoli che ci sono stati fino ad oggi sono tanti e li possiamo utilizzare. E mi sento di partire da una considerazione forte che a me è entrata molto chiaramente, che è quella di Don Andrea Gaino. Tantum aurora est. Se riusciamo ad immaginare il percorso che ci attende in questo modo, riusciamo anche a trovare la capacità di innovare, non solo di resistere, ma resistere fin tanto che l'innovazione ci metterà nelle condizioni di restare all'interno di questo mondo cambiato. Che cosa facciamo questa mattina? Questa mattina, nella prima parte della mattinata, avremo due autorevoli altre relazioni. Don Massimo Angelelli, direttore della pastorale
della Conferenza Episcopale Italiana e il professor Mion, professore di economia aziendale presso l'Università di Verona, direttore del Master in Management dei Servizi Sociosanitari, ma anche e soprattutto per la partecipazione a questo convegno, uomo dei servizi, persona che sta prestando la propria attività ai servizi sociosanitari. Innovazione, dicevamo, innovazione e resistenza. E la innovazione non è sempre e solo qualche cosa che nasce per volontà di chi vuole innovare. A volte è la risposta necessaria ai cambiamenti del mondo che ci sta intorno. E lo abbiamo sentito ieri. Abbiamo sentito come la riforma della non autosufficienza non abbia di fatto ancora preso avvio in modo affidabile, in modo chiaro. Abbiamo inteso come la problematica fortissima della carenza di personale continui ad essere un problema al quale in questo momento non ci sono delle risposte che possiamo considerare sufficienti e adeguate. Abbiamo sentito come le rivendicazioni del personale abbiano bisogno di essere, ce lo ricordava il Presidente nazionale, ragionevolmente adeguate alle possibilità di risposta dei nostri enti, e abbiamo ascoltato come complessivamente la carenza di risorse economiche sia una questione da guardare con molta attenzione. Per parlare di innovazione avevamo ipotizzato nella costruzione del convegno di rappresentare alcune esperienze. Ieri era prevista, oltre alle esperienze che sono state raccontate dagli amici veronesi di Adoa, di parlare anche velocemente di quello che un ente che oggi si chiama Fondazione Opera della Speranza ha fatto e sta facendo. Fondazione Opera della Speranza. Avrebbe dovuto parlarne ieri un'altra persona che oggi non può essere qui presente, quindi ne parlo io, che sono il presidente di questa fondazione. La presidente, il presidente. Fondazione Opera della Speranza è una neonata istituzione, nasce il 1° dicembre del 2022 per volontà della diocesi di Padova, che affronta un significativo e coraggioso cambiamento ristrutturando 3 organizzazioni di tipo parrocchiale. Siamo nel territorio bellunese, diocesi di Padova, ma territorio bellunese. Nei comuni di Alano di Piave, Quero, Fonzaso e Arsiè ci sono case di riposo parrocchiali che attraversano all'inizio degli anni 2000 grande crisi, grandi problematiche. Ci troviamo davanti a delle organizzazioni che hanno ancora un'impostazione parrocchiale, il che significa non certo sconvenienza, ma difficoltà per chi, il parroco, si trova ad essere parroco, quindi lavorare all'interno di una comunità, dirigere un'organizzazione ed essere addirittura in alcuni casi il direttore. Inizia una riorganizzazione e queste organizzazioni vengono trasformate in fondazioni. Abbiamo una pausa determinata dal Covid, ma la mossa successiva, nel 2022, vede un'operazione che sotto il profilo giuridico-amministrativo è stata dichiarata assolutamente innovativa, è la prima, la fusione di 3 fondazioni. Fusione per incorporazione. Una fondazione incorpora le altre 2 e i soci partecipanti a questa fondazione sono la diocesi e le 3 parrocchie. 1° dicembre 2022.
1° gennaio 2024, Fondazione Opera della Speranza aderisce al gruppo cooperativo paritetico della cooperazione trentina per migliorare le proprie capacità operative, per acquisire competenze sotto il profilo territoriale, c'è una questione di vicinanza, ma c'è anche una questione di vicinanza di missione, perché la cooperazione trentina si caratterizza per essere estremamente vicina ai nostri valori, in quanto proviene ed è espressione del mondo cattolico. Ottobre 2024, Fondazione Opera della Speranza, assieme a 3 altre organizzazioni del mondo padovano, per volontà del vescovo Claudio Cipolla, comincia il percorso di adesione ad ADOA e costituirà il primo nucleo di adesione, di, diciamo così, di associazione tra opere diocesane. Abbiamo risolto tutti i nostri problemi? No. Sappiamo che ci sono difficoltà? Sì, ma ci sentiamo estremamente più forti e più capaci di far fronte a quelle che sono le difficoltà. E permettetemi, prima di lasciare la parola ai nostri relatori, di ricordare ancora l'esortazione di Don Andrea prima. Ci ricordava che per essere affidabili dobbiamo essere credibili. Ora lascio la parola a Don Massimo Angelelli, che saprà stimolarci e lasciarci sicuramente delle riflessioni utili. Don Massimo, a te. Buongiorno, grazie a tutti, grazie anche di questo invito e di questa possibilità ancora una volta di stare un po' insieme. Diciamo che la cronaca non ci fa mancare stimoli e quindi aggiungerne altri sarebbe problematico. Però io questa mattina con voi, nei minuti che mi sono stati assegnati, eh, più che di questioni tecniche, che ne parliamo molto, ma mi sembra che le soluzioni languono un pochettino, vabbè. Magari un'eventuale discussione tecnica su alcune questioni la lasciamo a margine se ci saranno domande. Io ho pensato di vedere con voi un attimo l'orizzonte di senso nel quale ci stiamo muovendo, cioè valori e valore nella cura e in particolare nel titolo che mi è stato assegnato vengono sottolineate delle emergenze. Io ve ne vorrei indicare così sommessamente due o tre, ma più che soluzioni o riflessioni, descrizione di scenari nei quali ci stiamo muovendo, perché altrimenti rischiamo di perdere un po' la bussola alla ricerca di piccole soluzioni. Non so se ci riuscirò, però sicuramente ci provo. Alcuni in tempo recente hanno teorizzato quella che stiamo vivendo come una società senza dolore. È un'intuizione di un filosofo coreano-tedesco che dice che praticamente nella nostra cultura sociale è stato rimosso il senso del dolore, della sofferenza, come se tutti dovessimo stare bene, nessun problema, nessuna difficoltà. Fa anche una critica piuttosto forte alla Chiesa Cattolica quando dice che insomma tra i valori della Chiesa Cattolica, data proprio la sua origine, cioè l'esperienza stessa di Cristo, il senso di come vivere e come affrontare la sofferenza e il dolore ha un forte radicamento anche storico-culturale. In fondo, attraverso quell'esperienza che noi chiamiamo croce, che è insieme di dolore e di sofferenza, si è avviato un percorso redentivo. Ecco, questa critica parte dall'idea che i modelli sociali che stiamo vivendo hanno rimosso completamente quest'idea. Quindi noi ci troviamo che quando il dolore o la sofferenza che inevitabilmente irrompono nella vita delle persone perché appartengono alla dimensione stessa della vita, le persone sono completamente disorientate, sono completamente impreparate a questo concetto. Questo è un gap culturale importante perché significa che le persone non capiscono nemmeno le difficoltà che stanno vivendo e perché le devono vivere. In questo scenario, la prima
consegna che ho pensato di riflettere con voi è il tema della solitudine. Il tema della solitudine si è imposto in maniera, direi, determinante dall'esperienza Covid in poi, che in qualche modo ha rotto gli schemi sociali, ha rotto le abitudini e ha inciso profondamente sulla nostra vita, su quella di tutti praticamente, partendo dal fenomeno stesso che insomma noi non abbiamo ancora riflettuto abbastanza, che fu il tema dell'isolamento, della chiusura e dell'isolamento. Chiaramente una misura necessaria, ne siamo tutti coscienti, più che mai in questa sala non saremo certo noi a criticarla, che però non dobbiamo dimenticare che è stata un'esperienza estremamente traumatica, violenta. Violenta nella vita delle persone perché è calata in maniera totalmente improvvisa, con un senso anche di costrizione. Devi, ricorderemo tutti quanti che all'inizio c'è stato anche un po' un senso di ribellione a questa cosa, no? Cioè c'è un fenomeno in psicologia che si chiama reattanza, cioè quando più tu imponi una cosa e le persone non capiscono il perché, tendono naturalmente ad opporsi. E quindi non siamo stati nemmeno accompagnati a capire fino in fondo quanto era importante quell'isolamento e quella solitudine. Detto questo, il risultato è stato che ci è stata imposta e questo è stato un trauma per tantissimi, in maniera particolare le categorie chiaramente più fragili, quelle con meno, più basse condizioni economiche. Una famiglia con 2 o 3 figli che vive in 80 metri quadri ha vissuto quell'esperienza in maniera completamente diversa rispetto a chi aveva un giardino o i famosi terrazzi, che erano, come dite, la via di fuga. Quindi è stata un'esperienza traumatizzante, imposta in qualche modo, che ha generato un'idea laterale. E l'idea laterale è fondamentalmente che chi ho a fianco non è più mio compagno, ma è il mio problema. In qualche modo è passata l'idea che io devo stare lontano da te perché tu mi potresti trasmettere qualcosa, che peraltro era vero, però va capito. Cioè io, quello che mi dispiace da 2 o 3 anni a questa parte è che noi quell'esperienza lì non la stiamo analizzando abbastanza, non la stiamo cercando di comprendere. Ma vedete che è una roba che ha impattato così profondamente sulla storia delle persone che ne porteremo i segni per anni. Pensiamo a bambini e adolescenti che hanno vissuto traumaticamente quel periodo lì. Non ci dimentichiamo che fino a un'ora prima gli dicevamo non stare sempre attaccata alla televisione, non stare sempre attaccata al computer, ti fa male. Il giorno dopo, 6 ore davanti al computer, la maestra ti deve guardare, non ti alzare, non ha... Cioè, è una cosa schizofrenica, no? Però non gliel'abbiamo spiegato e non l'abbiamo accompagnato. Il tema della solitudine sta diventando un modello in questo momento perché in qualche modo ci sono tutta una serie di connessioni con altri sistemi, altri fenomeni che si sono combinati. Per esempio, mi viene in mente il mondo social. Il mondo social che è un'illusione di socialità, non è socialità, è un'illusione di socialità, di fatto ti isola perché la relazione principale ce l'hai con lo strumento, non con l'interlocutore. Lo strumento è diventato l'interlocutore, non la persona. Questo genera solitudine più o meno reale, più o meno percepita, ma comunque è una condizione dell'animo, uno stato di inadeguatezza, è un modo di percepirmi e secondo me in questo momento è una dimensione imperante. Pensate per esempio all'esplosione degli istinti e attuazioni suicidarie in fase adolescenziale. Pensate per esempio all'esplosione dei disturbi del comportamento alimentare, un fenomeno di cui non riusciamo più a tenere conto della crescita esponenziale di questo sistema. Da che cosa nascono tutti questi fenomeni o comunque sono fortemente correlati? Da una condizione di inadeguatezza, una percezione di inadeguatezza. Io non sto bene con me stesso, non sto bene con gli altri, quindi sono io sbagliato, e fondamentalmente da una crisi di un impianto relazionale, perché in tutti questi scenari quello che viene ad essere messo in crisi in prima persona è il sistema relazionale. Quando uno mette in atto un'ideazione suicidaria,
il professor Maurizio Pompili, che è un professore della Sapienza riconosciuto in Italia e nel mondo come uno dei più importanti suicidologi, parlavamo del fatto che non è mai un atteggiamento autolesivo. L'istinto suicidario o l'attuazione suicidaria è la errata percezione che quella sia la soluzione migliore. È una percezione errata di questa condizione, ma di fatto mi costruisce l'idea che quella sia la soluzione migliore per me e anche in alcuni casi per i miei affetti, per la mia rete parentale o amicale. Ecco, tutte queste condizioni, ovviamente non ho il tempo di svilupparle, se no riesco ad elencarle, creano una condizione in cui i rapporti con la socialità, i rapporti relazionali sono fortemente messi in crisi. E alla fine, in una forma continua di allontanamento gli uni dagli altri, noi stiamo perdendo dei modelli che in qualche modo hanno sostenuto noi, la nostra rete sociale, per tanti decenni. Poi ci sono i cambiamenti reali in atto, per esempio dal punto di vista demografico. Abbiamo tutti i numeri, abbiamo tutte le proiezioni, sappiamo dove stiamo andando, ma è assolutamente evidente che fare assistenza ad una persona anziana che ha 4 figli, oppure fare assistenza a una persona anziana che è rimasto da solo, ha un unico figlio che lavora a 400 km di distanza, sono due modelli completamente diversi. E noi andiamo verso sempre di più questo secondo scenario, cioè persone che non avranno nessuna rete di sostegno intorno. Qui mi perdonerete perché anche ieri sera ci giocavamo un po' a tavola, ma insomma è questione nota, però faccio contento il presidente così almeno sorridiamo un po'. È assolutamente evidente che questa idea immaginifica del domicilio come lo scenario migliore dove poter curare la persona non ha fondamento. Perché? Perché la persona non può essere assistita al domicilio se non ha una rete di sostegno intorno. Che poi noi abbiamo professionalizzato l'affetto chiamandolo caregiver è un'altra cosa, perché poi questo qui è sfruttamento bieco della dimensione affettiva, io lo potrei sintetizzare così, insomma, ecco, piegare la dimensione affettiva. Io ti curo perché ti voglio bene, non perché sono un caregiver, non perché devo fare quello che non fa lo Stato, non perché devo supplire a un sistema inefficiente che non mi sostiene, lo faccio perché ti voglio bene. Poi mi avete spacciato per professionista perché mi conviene e vi risolvo il problema di una serie di passaggi di terapie, ma questo è un altro discorso. Allora, in assenza di una rete di sostegno, questa persona sarà sola e condannarla a 22-23 ore di solitudine al domicilio guardando Maria De Filippi penso che sia il modo peggiore di avviarsi alla vecchiaia, cioè proprio d'una tristezza inenarrabile al punto tale che riprenderei in considerazione anche i processi eutanasici perché almeno soffre meno sto povero Cristianello, no? Cioè lo facciamo soffrire. Sì, sì, veramente. Sì. Quindi il tema della solitudine è una dimensione evidente, molto presente nella nostra società, è una determinante che sta cambiando anche i modelli economici. Pensate a che cosa significa assicurare persona con rete parentale e senza, e entra nei sistemi e anche nei calcoli economici. Noi, se vogliamo veramente prenderci cura delle persone, dobbiamo prendere in carico anche questa dimensione. Non a caso tutto il mondo della salute mentale sta creando alert su questo tema. A marzo di quest'anno il tavolo sulla salute mentale che collabora con il mio ufficio ha fatto un evento di riflessione, quello annuale, diciamo, sono già 8 anni che camminiamo. Il titolo di quest'anno era Le grandi solitudini e se ne è declinato dalla solitudine dei bambini fino alla solitudine degli anziani. Mi sembra che sono usciti gli atti o stanno per uscire. Quindi il tema delle solitudini confligge con una dimensione antropologicamente sociale della persona. Cioè, in altre parole, secondo me stiamo disegnando dei modelli di vita assolutamente insostenibili, sbagliati per le persone stesse, perché la persona è relazione, nasce in un contesto relazionale, dovremmo partire da Genesi, quando il Padre Eterno al momento della creazione afferma non è bene che l'uomo sia solo.
ha bisogno di un elemento pari grado con cui relazionarsi. Che poi ci siano quelli che parlano col cane, che gli dicono vieni da mamma, ma le patologie ce ne sono tante, quindi insomma, vabbè. Poi ci sono quelli che parlano con le piante e va bene anche quello lì, insomma, diciamo che appartengono ad altri modelli di cura, mettiamola così. Però l'uomo da solo non sta bene, indifferentemente uomo-donna, chiaramente parlo in maniera generale. È necessario il tema relazionale e questo è un elemento fondamentale per me, assolutamente evidente, del concetto di cura. Fino a quando continueremo a concepirla come terapia o servizi, non avremo centrato il focus fondamentale del concetto di cura. Terapia e servizi sono strumenti, ma la cura passa attraverso la relazione. E qui non ho tempo, anche qui richiederebbe un approfondimento gigantesco, questa tendenza molto tecnoentusiasta di inserire sistemi di cura attraverso varie intelligenze più o meno artificiali, più o meno intelligenti, più o meno artificiali. Anche qui sarebbe da discutere. Quelli sono strumenti che erogano servizi, possono farlo in maniera magari anche più efficiente di una persona, ma non sono sistemi di cura, sono sistemi di servizi. Quindi in un contesto antropologicamente di socialità, la solitudine è la malattia, la solitudine è la patologia e combattendo la solitudine noi curiamo le persone. La seconda parola che mi piacerebbe riflettere con voi è il concetto di benessere, che è cambiato completamente nel tempo, è cambiato negli ultimi decenni, passando dalla famosa definizione dell'OMS che conosciamo tutti, tanto bella quanto inutile, il perfetto stato di salute, il perfetto stato di condizione, che è praticamente irreale, non è una condizione possibile, è cambiata nel tempo inserendo anche altri domini. Il concetto di benessere ha acquisito il concetto di salute spirituale, ha assunto il concetto di salute ambientale, quindi si è ridesignato il concetto di salute, ma in questo momento a livello di percezione sociale il benessere è ottenere quello che io voglio, ottenere quello che mi fa star bene. Il concetto di benessere è: questo è un mio diritto, io lo esigo a prescindere da tutto il resto, a prescindere dal contesto sociale, dal contesto umano, a prescindere anche se quel diritto sia esigibile, a prescindere anche dal concetto che se quel diritto debba essere fornito da uno piuttosto che dall'altro, la soddisfazione di quel diritto, a prescindere anche dal presupposto se quel diritto sia giusto oppure no. In questo senso faccio riferimento a una forma piuttosto egoistica, trasversale nei nostri sistemi sociali, in cui fondamentalmente io vengo prima di tutti. È completamente scomparso all'orizzonte il concetto di benessere comune, è completamente scomparso il soggetto di costruzione di un benessere comune attraverso un'azione anche solidaristica. Il fenomeno, anche qui solo cenni, il fenomeno delle violenze in pronto soccorso, delle reazioni contro i sanitari, il fenomeno di tutti quei sistemi per cui i miei diritti vengono prima di tutto, rappresenta una deformazione molto egoistica di un concetto di vita per cui io vengo prima di te anche se il tuo bisogno è superiore. E questo capite che a livello sociale rompe completamente gli schemi anche di un concetto di cura, perché poi alla fine diventano sistemi contrapposti. Io vengo prima di te, ma tu penserai la stessa cosa, quindi tutti veniamo prima di tutti, alla fine manca un concetto stesso di azione solidaristica, azione prosociale, di attività per il tuo bene, che è la costruzione anche del bene comune. In questo, per esempio, abbiamo dei segnali nuovi che non, fino a 3-4 anni fa mai avremmo pensato di dover rilevare, che è l'abbandono da parte dei giovani della scelta delle professioni sanitarie.
che è una tipica attività di cura per il bene dell'altro. Io mi impegno per farti star bene. L'idea di fondo è che fino a pochi anni fa era un'azione socialmente e moralmente rilevante, dedicarsi al bene degli altri, farlo come attività professionale, e questo in qualche modo qualificava me e qualificava la mia persona, la mia attività, la mia azione. Questo in qualche modo mi dava anche un rilievo sociale. È noto a tutti, credo, che la mancanza di personale da parte del sistema sia assolutamente cronica, molto preoccupante, ma soprattutto il segnale più preoccupante è che non abbiamo gli ingressi, cioè i posti in università sono vuoti. Allora, che dopo noi ci arrabattiamo con progetti di compensazione, quello è un altro discorso, ma dobbiamo rilevare il fatto che se per un ventenne prendersi cura di un'altra persona è un disvalore, perché viene prima la mia esigenza. La notte voglio essere libero, i festivi voglio essere libero, l'idea stessa di turno mi pesa e per me non ha nessun senso. A questo punto significa che abbiamo radicato questa forma egoistica di benessere in cui nemmeno l'idea di poter aiutare un'altra persona è attrattiva. Tiene ancora la professione medica per due ragioni, secondo me. Primo, perché è sufficientemente remunerata, che poi se lamentino tutti questo è un altro discorso, ma insomma è adeguatamente remunerata. E l'altra cosa è che è sempre meno impattante nella relazione col paziente, quindi il medico si è schermato dietro un sistema che lo tiene a distanza dai rischi di correlazione col paziente, cosa che non può funzionare con l'infermiere o col professionista sanitario, perché ci deve mettere le mani sopra. E quindi questa cosa, se i medici fossero costretti a visitare le persone, calerebbero anche i candidati alle professioni mediche. Quindi eh, c'è di fondo, si è impiantata questa idea che crea un'illusione. Ecco qui forse la lettura, come dire, critica di questo atteggiamento. L'illusione sta nel pensare che io possa star bene a prescindere dagli altri. Questa è la grande illusione che ci stiamo creando, che è venuta giù con il Covid, perché ci siamo resi conto che la salute non è più una dimensione personale, ma è comunitaria. Per il fatto stesso che tu mi respiri accanto, i tuoi comportamenti incidono sui miei. Anche la dimensione della cura dell'ambiente o del creato credo che stia facendo un grande passo in avanti, perché dall'idea un po' romantica di cura del creato, la difesa dell'ambiente. eh, Più di una volta ho detto che io posso anche occuparmi della difesa della foca monaca, ma solo perché è monaca, insomma, nel senso che quella sta a casa, cioè in realtà il tema di fondo è che ogni cosa, ogni mia azione che compio su questa terra ricade sulla mia salute e su quella delle persone a me care. Ogni azione che io compio ha un effetto immediatamente diretto sulla mia condizione di salute. Quindi non è inquinare, non inquinare o fare la differenziata per un presunto bene così generico, idealmente disegnato. Il tema di fondo è che ogni comportamento mi ammala e questo crea un rischio per la mia salute, e questo dovrebbe aiutarci a rileggere anche questa cosa. È illusorio, questo secondo punto lo chiudo dicendo, pensare di star bene a prescindere dagli altri e dal contesto. E il terzo tema, brevemente, e mi avvio, sì, sto nei tempi, sono bravo. Il terzo tema che mi preme sottolineare con voi è l'idea stessa di lavoro, il concetto di lavoro. E quell'idea che abbiamo in testa in questo momento è di un lavoro non generativo. Non è importante quale sia il mio lavoro, l'importante è che mi dia una quantità di soldi sufficienti per soddisfare i miei bisogni. Mentre scegliere una professione piuttosto che un'altra per tanti anni è stata una scelta anche profondamente etica, anche profondamente motivata, in questo momento da parte dei nostri giovani non c'è questa percezione. Si è disposti anche a cambiare radicalmente lavoro purché sia meno impattante sulla mia vita, ma qual è la mia qualità di vita, e purché mi dia un numero sufficiente di euro a soddisfare quelli che secondo me sono i miei bisogni.
fare le scelte lavorative per generare benessere per me e per la comunità sembra molto meno importante, sembra. Con grossa sorpresa ci siamo resi conto che in questi anni post-Covid alcune persone hanno lasciato le professioni sanitarie, hanno lasciato l'attività per andare a fare qualcosa d'altro e questo è stato un altro fenomeno assolutamente innovativo che non ci aspettavamo e sul quale dobbiamo fare una riflessione. Persone che hanno detto: ma fare questa vita per questi soldi non ne vale la pena, vado a vendere cosmetici. Allora, io sono poco credibile su questo tema perché nella vita ho fatto una scelta a ribasso, no? Cioè, pio 4 spicci, mi ammazzo, non ho capito nemmeno perché fondamentalmente. Però diciamo che la mia scelta di vita è fortemente orientata all'obiettivo, ok? Quindi potrei essere un po' estremista in questo senso, ma io non riesco ad immaginare di fare per i 2/3 della mia vita in tempi orari qualcosa che non mi soddisfi, qualcosa che non mi dia senso, qualcosa che non abbia un obiettivo, una valenza forte. Cioè rileggere gli orientamenti e le scelte dei nostri ragazzi e anche dei nostri professionisti in un'ottica fortemente valoriale e di finalità. Credo forse in un'assise simile, oppure non mi ricordo dove, stavamo da un'altra parte, sì, c'era anche Giorgio, parlammo di movente ideale, il tema del movente, il perché, la ragione per cui io faccio questo. E guardate, anche in questo, riapplicandolo al nostro mondo, noi dobbiamo riscoprire con i nostri collaboratori la ragione per cui il senso di un lavoro generativo che genera benessere è quello che mi permette di tornare a lavorare il giorno dopo nonostante il contesto sia inadeguato, la fatica notevole, lo stipendio mi aspetterei qualcosa di più, ma almeno lasciami la soddisfazione di immaginare che sto costruendo qualcosa di bello con qualcuno che ne ha bisogno. Se io non riscopro la ragione per cui, la logica di senso per cui devo fare questo sacrificio, veramente non ne vale la pena. O almeno lo farò perché non ho alternative, perché non mi manca tantissimo la pensione, perché spostarmi mi costerebbe, ma trascinerò per alcuni anni senza produrre qualcosa di bello e questo aumenterà il mio carico di stress, aumenterà le mie fatiche e diventerà qualcosa di frustrazione e diventerà qualcosa di veramente inaccettabile. L'idea stessa che si possa lavorare senza una logica di senso, senza un movente ideale forte, secondo me è devastante. In questo senso dobbiamo essere molto attenti a riscoprire anche il movente ideale delle strutture. Perché tutti quanti parliamo un linguaggio molto tecnico, tutti quanti siamo molto ripiegati su questioni tecnico-organizzative. Il massimo delle nostre ambizioni è riuscire a spuntare qualche 100 euro in più sullo stipendio per poter dire abbiamo adeguato il contratto. In realtà lo sappiamo benissimo che è tutta una grossa presa in giro perché non cambieremo la vita di nessuno, ma io in questo momento da pochi giorni mi sto ponendo una grossa questione che è duale in qualche modo, cioè sto riflettendo, ma lo dico in maniera completamente, diciamo, embrionale, se convenga ad una struttura aumentare di 100 euro in più lo stipendio dei propri dipendenti, sapendo che sono 100 euro lordi che non cambieranno la vita di nessuno, o assumere un'altra persona. La persona in più diventerà un aiuto per chi sta già lavorando, una condivisione dei carichi di lavoro, una condivisione anche delle fatiche e innesterà un meccanismo di crescita e di rigenerazione anche del tessuto interno. A me piacerebbe ragionare su queste cose con chi lavora all'interno delle nostre strutture, ma tu preferiresti veramente avere 100-200 euro in più sporchi in busta o avere un collega in più che ti dà una mano a risolvere i problemi, magari che ti risolve il problema del doppio turno, magari che ti garantisce che all'orario esatto del fine turno te ne vai a casa, non verrai richiamata o non dovrai fare pomeriggio notte perché altrimenti qua rimaniamo scoperti. Ecco, anche in una logica squisitamente sindacale, comincerei a ragionare in maniera leggermente diversa perché altrimenti questa spinta costante alla ricerca dell'euro in più, secondo me,
non è più vincente perché le persone hanno bisogno d'altro. Io mi sono convinto che abbiamo strizzato così tanto i nostri collaboratori che se non invertiamo la rotta dandogli una dignità e una qualità di vita superiore, permettendogli per esempio di fare altro oltre il lavoro, secondo me non ce la faremo. In quest'ottica chiaramente di lavoro, ma qui sfondo una porta aperta e mi avvio verso la conclusione, è evidente che noi perderemo tutto nei prossimi anni grazie a questo combinato disposto per cui lo Stato ha tolto il coperchio delle assunzioni e vengono giù concorsi in quantità industriale perché non sanno come riferire personale. Siamo assolutamente coscienti che verranno a prendere il nostro personale perché è l'unico disponibile sul mercato. Dall'altra parte c'è un profit sempre più aggressivo che attira rilanciando con qualche soldino in più. Siamo ormai a 5.000 euro di bonus di ingresso, semplicemente perché passi nella mia squadra ti regalo 5.000 euro e le strutture che nostre, di tutta la filiera sanitaria, sociosanitaria e assistenziale, che vivono un equilibrio sempre precario, difficilmente riusciranno a rilanciare su quelle cifre o su quei modelli. Da una parte che Cozzalone, dall'altra i soldi. Quindi siamo perdenti. In questo io veramente chiudo anche la terza suggestione sul lavoro non generativo. Credo che vinceremo soltanto se riscopriremo il senso di quello che stiamo facendo, questo movente ideale che deve essere il primo criterio. Noi in questo momento stiamo assumendo la qualunque perché siamo nel bisogno, ma dovremmo essere più attenti a selezionare la ragione per cui vengono a lavorare con noi, perché sarà il destino o la condanna delle nostre strutture. Quindi capisco l'emergenza, ma apro un orizzonte di senso per tutti quanti noi. Concludo con una prospettiva fondamentalmente, come uscire da questi tre situazioni, scenari di grande difficoltà. Io credo che quello che stiamo facendo sempre di più, anche con UNEBA, anche grazie alla collaborazione con Aris, anche grazie ai modelli come ADOA che avete sentito ieri, è quella di creare comunità solidali che facciano reti solidali. Qui o veramente c'è un'azione di profonda convergenza all'interno del sistema, o quelli che pensano di andare per conto loro a prescindere dai sistemi possiamo già preparare le esequie perché non ce la faranno mai. E quindi continuiamo a lavorare in questo senso in un profondo rispetto dell'identità di ciascuno, questo deve essere evidente. Qui non parliamo di, come dire, livellare le esperienze, ma non è più accettabile che non ci siano meccanismi di profonda convergenza in cui andiamo alla ricerca di soluzioni condivise, perché il mercato e il mondo nel quale ci stiamo muovendo lo impone come unica forma via d'uscita. Comunità solidali per reti solidali è quello che cerchiamo di costruire ogni giorno e speriamo che si possa sempre più realizzare. Vi ringrazio. Beh, grazie Don Massimo, come immaginavamo, ci hai così saputo sollecitare moltissimo, però una considerazione te la rubo, mm? Perché aver professionalizzato l'affetto attraverso la struttura del caregiver e chiamandolo caregiver è troppo bello. Ed è proprio così. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma poi avremo il dibattito, per cui ora lasciamo la parola al professor Mion che ci porterà attraverso alcune azioni, diciamo così, di carattere più operativo di quello che si può fare nelle nostre organizzazioni, mantenendo e perseguendo un'etica del lavoro. Prego, professore. Grazie, grazie mille Patrizia, ringrazio Don Massimo che mi ha rubato circa la metà della relazione, per cui cioè, non l'ha fatto apposta. Insomma. Ormai, insomma, siccome ci siamo trovati più volte, quindi forse non si sa più chi ruba.
chi, chi ruba chi. Abbiamo un physique du role abbastanza comune. Ma volevo condividere con voi alcune considerazioni, alcune linee di azione su cui con un gruppo di colleghi ormai da diversi anni, anche grazie alla collaborazione istituzionale, sia con UNEBA Veneto in particolare e con ADOA per altri versi, stiamo facendo proprio sul tema delle organizzazioni di cura che operano soprattutto nell'ambito del sociosanitario, no? E, vediamo se riesco a far funzionare questo. Sì. Bene. Partirei dal fatto che sicuramente siamo in un contesto molto differenziato, cioè tutte le volte in cui parliamo di organizzazione di cura stiamo parlando di tante cose diverse, stiamo parlando di enti del terzo settore, stiamo parlando di pubblico, stiamo parlando di profit, stiamo parlando di realtà molto grandi e di realtà piccole o addirittura micro che lottano, come dire, con i requisiti di accreditamento, con le questioni dell'economia di scala. Ma io credo che il problema fondamentale sia il fatto che guardiamo ad un settore, ad un ambito in cui le vocazioni di riferimento sono diverse. E io trovo che sia paradossale il fatto che il più grande dibattito che oggi c'è a livello internazionale nel mondo del management sia il fatto che le imprese vogliono differenziarsi sulla base del purpose, cioè del perché esistono, e invece molto spesso ci siamo dimenticati che invece nel settore sociosanitario ci sono delle vocazioni di partenza che sono molto differenti e che quindi anche ragionare sui temi del lavoro e dell'etica del lavoro dentro e dell'organizzazione del lavoro dentro questi enti non è la stessa cosa se stiamo parlando di enti che hanno una ispirazione ideale piuttosto che un'altra. Non faccio una classifica, non faccio una gerarchia, ma se per il mondo dell'impresa il purpose, il perché è fondamentale, probabilmente lo è anche per chi è nato così, come le organizzazioni che in qualche modo ehm, si ritrovano e si riconoscono in un'EBA. Tornerò poi proprio alla fine su questo. Sicuramente quello che sta cambiando, che è cambiato, è quella che nei business model si chiama value proposition, cioè dov'è che creiamo valore, cos'è che facciamo, come generiamo quel benessere il cui concetto non può essere certamente quello che si dava un tempo. E anche qui credo ci sia una questione davvero di paradosso e di narrazione paradossale. Da un lato, su questo tema della narrazione del value proposition in altri settori si è lavorato tantissimo fino a diventare quasi una barzelletta. Mi viene in mente quello sketch di qualche anno fa di Joelle Dix che parla delle esperienze nel food. Adesso tu non vai più a mangiare, ma fai un'esperienza nel food. Mangi le stesse cose di prima. Ti faccio regalare esperienze, no? Ehm, e c'è stato un enorme lavoro sulla narrazione di come questa proposizione di valore, questo luogo come si crea valore è cambiato e anche qui paradossalmente sui centri
di servizio, soprattutto nel mondo anziani, invece c'è stata una contronarrazione legata a degli schemi che sono totalmente diversi da dove si crea valore e dal modo in cui si crea valore. Allora, se qualche anno fa, oggi meno, ma del Covid c'è stato, proprio dal punto di vista dell'orientamento scolastico, un enorme boom di tutto ciò che ha a che fare proprio, e torno alla questione del cibo, della ristorazione, via dicendo. Questo si deve anche perché quel mondo è stato narrato come un mondo dove si crea valore. Mentre delle professioni di cura si parla troppo spesso come dei luoghi in cui non si crea valore. Questo sicuramente ha un tema anche filosofico, poi ci tornerò, ma c'è anche un tema proprio di incapacità di comunicare, di narrare i propri business model e come questi business model sono cambiati. Sicuramente l'abbiamo detto e credo insomma sia emerso per certi versi anche nel pomeriggio di ieri. C'è un tema di regia pubblica che è mancante, che è deficitaria, che è legata insomma a ehm, un'incapacità di essere facilitatori di sistema, no? D'altra parte, se io devo fare il facilitatore di sistema, ma sono anche un attore del sistema, rischio di non essere proprio totalmente e completamente neutrale nel mio essere un facilitatore, no? Questo è chiaro che se c'è un settore in cui c'è una sorta di dumping interno, è proprio quello delle professioni di cura, no? Perché chi è il primo concorrente, lo diceva Don Massimo prima, chi è il primo concorrente in termini di assunzioni del personale? Il pubblico, a cui chiediamo di fare il facilitatore, di fare il regolatore del sistema, e proprio perché è regolatore del sistema crea delle condizioni per cui il mercato, anziché essere orientato in tutta libertà da coloro che ci stanno dentro, operatori compresi, favorisce questi meccanismi di dumping contrattuale. Tra l'altro fenomeni di dumping contrattuale che generano sempre di più un fortissimo stress sulle motivazioni estrinseche all'agire, perché alla fine andiamo a competere sui 100 euro, sui 200 euro al mese e così via, creando al tempo stesso una grandissima infelicità probabilmente, perché insomma mi dicono i colleghi di medicina che hanno personale che va via. Ma come diciamo, va via, chi prende di più? Sì, perché va via, perché poi il meccanismo è sempre questo: se io spingo tantissimo sulle motivazioni esterne, c'è sempre un modo per trovare un modo per vendere le proprie prestazioni di più, no? Cioè, se io mi metto a partita IVA in una situazione di mercato come quella che c'è oggi, prendo di più che non con un contratto pubblico. Quindi c'è un problema di regia su cui poi credo diremo qualcosa anche in sede di documento conclusivo di questo convegno. E poi c'è un tema di desiderabilità sociale, no? Su questo non mi fermo perché Don Massimo l'ha detto benissimo. Le professioni di cura sono diventate non desiderabili. Mi dicono che nelle scelte delle scuole di specialità mediche, quindi stiamo parlando della professione medica, che è l'unica professione di cura che un tempo era estremamente desiderata. Pensate che quando noi facevamo il test di ammissione a economia nel mese di settembre, lo si faceva dopo il test di medicina, quando c'era il test locale, perché gli studenti dicevano:
io faccio o il medico o il commercialista. Perché? Perché sono due professioni in cui che mi permettono di comprarmi l'Audi prima possibile. Ok? Quindi la questione è proprio quella di Don Massimo. Dicevo, nelle scuole di specialità ci sono alcune specialità che non sono più desiderate. Non solo la famosa medicina d'urgenza e anestesia che ovviamente dopo il Covid ha preso un colpo, ma addirittura la chirurgia generale. Chirurgia generale non ci vuole andare più nessuno. Ritmi di lavoro altissimi, poca possibilità di fare attività di libera professione e quindi meno desiderabile dal punto di vista delle motivazioni estrinseche. Dunque, in questo contesto bisogna provare a ragionare in modo alternativo, perché altrimenti siamo, come dire, nell'onda, e se siamo nell'onda il rischio è quello di perdere il senso di ciò che si fa e di non risolvere nulla dei problemi che abbiamo di fronte. La questione fondamentale è quello di rivalutare il lavoro di cura. E il primo passaggio per rivalutare il lavoro di cura è proprio tornare all'idea che il lavoro di cura crea valore. Crea valore e lo dicono bene in un interessante saggio uscito proprio qualche mese fa, due filosofi che sono Colamedici e Gancitano, i quali dicono il lavoro, insomma, il sistema economico si illude di essere capace di creare valore, ma la gran parte di questa possibilità di creare valore è legata al fatto che le professioni di cura non sono valutate. Loro parlano anche delle professioni di cura proprio non retribuite, no? Quelle che sono dentro la casa, quelle che sono in famiglia. Cioè, il sistema è cresciuto perché nessuno ha mai pagato chi si fa cura. E questo, loro dicono, è anche uno dei motivi per cui le professioni di cura sono pagate meno, perché siccome la cura si fa per cura, quindi per amore, scusate il gioco di parole, allora l'amore non si paga e quindi siccome fai un lavoro di cura, questo ha generato una sorta di loop per cui il lavoro di cura non c'è bisogno di pagarlo tanto perché è meno usurante dal punto di vista emotivo, cosa esattamente opposta ovviamente, e quindi il lavoro di cura diventa meno attrattivo perché si perde il senso di cura. Allora, il tema forse è sicuramente un tema culturale, valoriale, su cui dirò ancora qualcosa dopo, ma c'è anche un tema di eh, eh, ripristino di una, della dimensione strettamente economica del valore generato dai processi di cura, perché i processi di cura sono fondamentali perché qualcun altro si possa occupare di creare valore da un'altra parte. Cioè, se non ci sono i luoghi di cura e non ci sono le persone che curano, non si può fare sviluppo negli altri settori. No? È evidente nella prima infanzia. No? Cosa si dice? Per favorire il lavoro femminile, l'abbattimento della del gender gap e via dicendo, ci vogliono gli asili nido. Ma in realtà, se noi guardiamo quantitativamente, il problema c'è più su altre fasce di cura. E quindi il lavoro di cura crea valore economico non soltanto perché sta dentro un'organizzazione economica, ma perché è la precondizione che permette ad un territorio, ad un sistema di creare valore e di concentrare energie su altri aspetti. Questo credo che sia l'elemento fondamentale in cui ehm, gli enti sociosanitari, in particolare di ispirazione cristiana, dovrebbero fare
una forte azione, perché un'azione culturale che passa attraverso il fare ciò che fanno. Io capisco che in tutti i settori bisogna fare advocacy, benissimo, però io credo che la questione fondamentale degli enti sia quello di fare bene quello che fanno e di far conoscere quello che fanno e di mettere nelle condizioni le istituzioni con cui sono in relazione, ULS, regioni, comuni. Certo, i comuni hanno una competenza limitata, però i sindaci sono tanti e i sindaci hanno una capacità anche di interlocuzione politica, ad esempio. Le comunità in cui si deve tornare a pensare che il ruolo fondamentale è quello di fare un'azione di cura che genera questo valore economico e questo va detto e va affermato. Io ho bisogno di fare, perché guarda che se tu mi metti nelle condizioni di fare il mio lavoro di cura, io sto contribuendo alla crescita della tua comunità. Questo credo che sia un messaggio fondamentale. Lo è tanto di più per questi enti che sono carismatici, cioè che hanno alla base un carisma che viene dai fondatori, da parroci, vescovi, santi e sante più o meno codificati, insomma, o canonizzati, ma che hanno visto in questo, in qualche modo, un servizio alla persona, un servizio alla fragilità, ce lo ricordava ieri il vescovo di Verona, quindi genera con questo carisma un dono che abilita proprio alla costruzione, all'oicodome, alla costruzione della comunità, che non è soltanto una costruzione della comunità dal punto di vista spirituale, dal punto di vista umano, ma è anche una costruzione di comunità dal punto di vista economico. Allora, agiamo su diverse dimensioni. Salto alcune slide e vado a quattro direzioni, quattro temi che secondo il mio parere vanno aggrediti. Il primo è il riposizionare le professioni di cura entro una ben definita etica del lavoro. Nel secondo dopoguerra esce un libro interessante che si chiama Ozium e culto, il titolo originale in tedesco è di un filosofo, Joseph Pieper, il quale è preoccupato del fatto che siccome il lavoro occupa tutti i nostri spazi in termini temporali, noi già ancora le persone che insomma hanno qualche anno in più ancora stanno vivendo questa dimensione, occupa così tanto i nostri spazi di vita che Piper è preoccupato che non ci sarà più tempo dell'ozium, cioè il tempo del culto. Il lavoro è in quel momento ciò che definisce la persona. Io sono un professore, io sono un presidente, io sono un direttore di struttura, io sono un medico, io sono un infermiere. Oggi, continuando a ragionare così, ci troviamo in un mondo che è completamente diverso. Nel, eh, nell'analizzare la cosiddetta modernità liquida, Zygmunt Bauman dice il lavoro è affetto da nomadismo, perché il riferimento non è più il lavoro, è il consumo e quindi alla gente interessa trovare qualcosa che gli permetta di consumare. In qualche modo, se voi avete visto quel bellissimo film che ha vinto sia l'Oscar sia il Leone d'Oro qualche anno fa, che è Nomadland,
In Nomadland si racconta la storia di persone che si spostano all'interno degli Stati Uniti per migliaia di chilometri, lavorando un po' qua, un po' là, semplicemente quello che serve per vivere, senza nessuna professionalità, senza nessuna identificazione nel lavoro. Allora, quando ragioniamo di riposizionare il lavoro dentro un'etica dentro un'etica del lavoro, il lavoro di cura, scusate, dentro un'etica del lavoro, dobbiamo pensare che siamo in questo contesto, in un contesto che è stato stressatissimo dalle motivazioni estrinseche, tanto che molto spesso la ricerca del lavoro non è una ricerca di stabilità e di identità. E questo è problematico, perché io non cerco né una relazione duratura con l'ente X piuttosto che con l'impresa Y, piuttosto che con il luogo Z. Io ho studenti che mi dicono sì, io perché adesso vorrei lavorare un po' in Spagna perché poi volevo andare negli Stati Uniti perché poi voglio tornare in Italia, no? Cioè, queste cose che... Ma fare cosa? Boh, non lo so. Vediamo quello che trovo. Dipende da cosa mi offrono. Dipende da cosa mi offrono. Eh, quale, quale stage posso scegliere? Ma dico uno che sia collegato a quello che hai studiato. Sì, ma ne ho trovato uno, ma non mi pagano, mentre quest'altro mi pagano. E allora se ti serve, se quello che ti serve è essere pagato, forse non hai neanche bisogno dello stage. Appunto, puoi andare a fare cameriere o a mettere a posto ehm, le scatole sugli scaffali da grande distribuzione, che è uno dei più grandi attrattori di giovani non qualificati nel territorio, almeno nel territorio veronese, la logistica della grande distribuzione organizzata. Tanto le scatole non parlano, non ti rompono le scatole, non piangono, non, non hanno bisogni fisiologici, non puzzano, non si ammalano, non ti affezioni e così via. Allora vuol dire che riposizionare le professioni di cura entro una etica del lavoro vuol dire che non possiamo chiedere agli altri, cioè ai giovani, di trovare chissà dove delle motivazioni per ritrovare dentro il lavoro identità e fedeltà e una relazione, ma forse bisogna ragionare, lavorare sulle organizzazioni e quindi eh, evitare in un modo, passare da un'altra parte, perché se no se no favoriamo e stiamo dentro il dumping e dentro questo dumping, cioè saltare dove la cosa è più conveniente, una volta era un fenomeno che era descritto prevalentemente per le produzioni verso la Cina, è la concorrenza sleale, no? Quello che succede oggi per le auto elettriche, ad esempio. Cioè, noi siamo perdenti dall'inizio perché offriamo uno stipendio che è sì dignitoso, ma che comporta e i turni, e dopo mi affeziono, e poi questo muore, e poi vedo le persone che muoiono, e poi vedo le persone che urlano tutto il giorno perché sono in decadimento cognitivo grave e così via. Quindi forse il tema è che dobbiamo pensare a queste organizzazioni come organizzazioni virtuose, dove le persone che entrano trovano il senso di quello che fanno. Cosa mi offri? Mi offri 100 euro lordi o netti in più? Ti offro la possibilità di arrivare a fine del mese e un senso in quello che fai, perché altrimenti abbiamo già perso. Contesto teleologico, dicono gli studi, creare un contesto teleologico, prima cosa, cioè creare il senso di quello che, di quello che, di quello che si fa. Una seconda questione è il tema dell'orientamento. Dicevo prima, il ruolo degli enti di UNEPA non è quello di fare advocacy, tantomeno di fare orientamento, ma siccome non lo fa nessun altro, forse bisogna ragionare anche di mettersi in relazione con i mondi dell'educazione.
mi diceva, lo raccontava, Patrizia si ricorderà, mio collega che si occupa di infermieristica, un'occasione di convegnistica che abbiamo fatto l'anno scorso, dice: noi facciamo un lavoro, andiamo nelle scuole, spieghiamo che cosa fa l'infermiere, i ragazzi si convincono e poi vanno a casa, o peggio ancora, gli insegnanti, ma perché sei bravo? Perché devi fare l'infermiere? Fai qualcosa, fai medicina, no? Dopo, se non entri a medicina, fai economia. Così, perché continuiamo a perpetuare, no? Quindi credo che ci sia anche, se penso a una responsabilità nello spazio pubblico, anche quella di promuovere le professioni di cura, anche se accogliere PCTO, stage, cioè, è una perdita, una perdita di tempo, un investimento di cui non vediamo direttamente il frutto. Però qualcuno bisognerà che cerchi di andare a spiegare che quelli non sono luoghi, non sono dei non stiamo offrendo dei ruoli di capò in un lager, come qualcuno racconta che là dove metti l'anziano chiudi dentro e aspetti che muoia, ma che c'è tutto un tema, ci sono temi di innovazione digitale, ci sono temi di multiprofessionalità, di entrare in dialogo con professionalità diverse, di fare insomma anche un tema di progettualità innovative. C'è sicuramente sempre anche un tema di managerializzazione che non è soltanto o non solo o non tanto l'introduzione di strumenti come il controllo di gestione, i sistemi qualità, certo questi vanno benissimo per carità, sono la base, cioè sono gli strumenti base, no? Cioè, come dire, voglio fare il pane, ma faccio meno del forno, no? Questi servono, no? Ma managerializzazione vuol dire, secondo me, tre cose. La prima è ragionare in temi di innovazione, perché se abbiamo detto che la value proposition è cambiata, che vogliamo rinarrare le professioni, allora vuol dire però che questi luoghi devono essere luoghi di innovazione, sicuramente digitalizzazione, che non ci toglie certo il peso in termini di standard del personale, ma possono migliorare la qualità del lavoro, possono anche sfidarsi. Io devo imparare una cosa nuova, magari in un luogo dove posso imparare una cosa nuova, sto bene. Ehm, Lavorare ehm, sulla multidisciplinarietà, introduzione di figure nuove, la differenziazione del tipo di offerta anche della dimensione sociale del lavoro. Secondo tema, il fatto che ragionare sulla rendicontazione dell'impatto sociale di ciò che si fa. Cioè, usciamo dall'idea che i servizi sono sempre e solo servizi a domanda individuale, quindi il servizio che faccio a quella persona lì, di quella famiglia lì, è un servizio che faccio solo lì, quindi è come tutti gli altri servizi, come il servizio alberghiero, il servizio ristorativo e via dicendo. No, se abbiamo detto che è cambiata l'offerta di valore, forse dobbiamo anche pensare che lì c'è un impatto sociale che va oltre il servizio alla singola persona. Managerializzazione vuol dire ragionare in questi termini e fare un lavoro importante di rendicontazione di questo tema. No? Anche qua siamo in un contesto in cui nel giro di 3-4 anni con la Corporate Sustainable Reporting Directive, l'Unione Europea obbliga tutte le imprese a dire che cosa fanno per il sociale, per l'ambiente, via dicendo, organizzazioni che sono nate a servizio del sociale non sono capaci di raccontare prima e meglio degli altri l'impatto sociale che fanno. Il terzo tema, ovviamente legato al tema della sostenibilità, è quello di trovare degli strumenti di generazione di economie che non sono solo e soltanto economie di scala, cioè
bisogna essere grandi, perché se siamo grandi risparmiamo su alcuni acquisti, certo. Insomma, se devo acquistare dei beni, dei beni a scarso valore aggiunto, più risparmio meglio è, no? Ma generare economie di scopo, generare capacità di progettazione assieme e anche di eh, realizzare, voglio dire, e guidare questa sostenibilità in termini proprio di ehm, creazione e promozione di competenze che non sono soltanto strettamente tecniche, perché l'impresa le fa meglio. Guardate, le imprese le fanno meglio perché partono dalla capacità di investimento e di attrattività in questo punto di vista, che è sicuramente più alto. Poi in fondo, e l'ho lasciato in fondo apposta, e non perché sia residuale, ma perché eh, credo che la credibilità di cui che richiamava prima Patrizia stia soprattutto nel fare nel fare il proprio lavoro. Poi c'è anche un tema sullo scenario pubblico, e allora c'è anche un tema socioculturale, sociopolitico, di promozione e di spinta in termini di advocacy, che secondo me non è soltanto l'advocacy della persona fragile, cioè che si difendano. Io non credo che non ci sia nessuno che, almeno a parole, pensi che le persone che sono vulnerabili in senso tecnico, no? Ieri il vescovo ci diceva siamo tutti vulnerabili, ma proprio sono fragili, non siano portatrici di diritti, insomma, poi sulle concretezze di questi diritti sicuramente c'è da lavorare. Ma io credo che se un ruolo di advocacy dobbiamo prendercelo, forse è l'advocacy di tutti coloro, enti e persone, che si occupano di cura. Su questo tema io credo che eh, UNEBA e gli enti UNEBA debbano fare la loro parte, cioè diciamo prendersi cura di chi si prende cura, no? Perché solo ripassando da lì il valore economico, sociale, culturale, spirituale anche, che c'è nel lavoro di cura, si possono anche superare quegli stereotipi per cui le professioni di cura, paradossalmente, vengono viste come professioni di non cura, ma di custodia o via dicendo. Quindi, e qui mi fermo, chiudo, spero di essere stato nei tempi, scusa se mi sono allungato. Credo che se c'è un tema di advocacy, ma l'ho lasciato apposta in fondo in termini residuali, è quello di difendere coloro che si prendono cura. È acceso? Sì. Allora, volendo fare una estrema sintesi delle due relazioni, cogliendo il fil rouge di quello che ci è stato eh, raccontato, narrato dai nostri due relatori, possiamo dire che c'è una questione relativa al modello di business adottato dagli enti del terzo settore. Un modello che non può prescindere dalla narrazione che si fa del proprio sé come soggetti, come lavoratori all'interno di questi enti e come aziende, come erogatori di servizi. Questa narrazione si deve basare, per essere efficace e vantaggiosa, si deve basare sulla questione della generatività del lavoro, di quale valore attribuiamo al nostro lavoro, perché dobbiamo riconoscere la dignità è anche un riflesso sociale. Ci lasciamo con queste sollecitazioni, ringraziamo i nostri relatori. Signori, ci diamo 15 minuti per una pausa caffè.
la parola che attira. Ovviamente. Facilità. Sì.
Signori, troppo volume. Grazie. Per cortesia, se prendiamo posto in sala, ricominciamo con le attività della seconda parte della mattinata. Ti fermi a pranzo. Ti fermi a pranzo. Dopo schiacciamo. Sì, però ce n'è uno e poi. Sì, c'è. Sassa. Sì, poi loro danno. Per cortesia, riprendiamo i lavori. La pausa caffè è sempre una cosa, e però se non la fai. Signori, anche volendo non potremmo riprendere i lavori per il fatto che c'è troppa confusione dall'altra parte della sala. Quindi vi invito veramente, per rispetto dei relatori e di tutti i partecipanti, a rientrare in sala perché si possa continuare. Grazie. Sono 11. Eccoci qua, riprendiamo. Riprendiamo i lavori della seconda parte della mattinata, che poi, come avete visto nel programma, avrà una terza parte. La seconda parte della mattinata vede due relazioni che possiamo definire più tecniche. Più tecniche in quanto affrontano, pur in maniera diversa, il tema molto forte che ha riguardato tutte i nostri approfondimenti di queste 2 giornate sino a qui, il tema del lavoro. Sul tema del personale sono aperti e stanno lavorando tavoli regionali, tavoli nazionali e, come abbiamo visto e sentito, la normativa è in continua evoluzione. Ce ne parleranno il dottor Francesco Facci, che è presidente di UNEBA Veneto, e il dottor Giuseppe Guaricci, membro del Comitato Esecutivo Nazionale e coordinatore responsabile del servizio di formazione a distanza di UNEBA. Intanto do la parola al dottor Facci. Grazie. Inizio sì, grazie. Con una battuta rispetto a quanto è stato detto dai due precedenti relatori e dal professor Mion in particolare. Il 16 settembre, se non erro, c'è stato lo sciopero nazionale del personale di UNEBA e c'è stata una richiesta di convocazione di tutte le sigle sindacali a Padova, presso la sede UNEBA in via Vescovado. Il gruppo era molto molto nutrito, c'erano penso un centinaio di persone e poi i sindacati hanno chiesto un incontro col presidente regionale, cioè il sottoscritto, per cercare di comunque portare poi la voce anche
confronto con un EBA ai lavoratori. Ecco. C'è stata una battuta che mi ha molto colpito e che la ricordo e voglio renderla a voi evidente. Alla fine dell'incontro, che era un incontro riservato solo con i sindacati regionali, una rappresentante sindacale regionale, che siede anche al tavolo della trattativa nazionale, mi prende in parte e mi dice: c'è una cosa che non capiamo. Come fanno i lavoratori a volervi così bene? E questo per me è stato estremamente significativo ed è sull'onda di quello che è stato detto prima e sull'onda di quello che voglio portare io oggi, cioè noi non possiamo solo fare, dobbiamo, senza anticipare tutto quello che dirò, dobbiamo anche insegnare, dobbiamo educare, dobbiamo motivare. Cioè, se le nostre istituzioni sono istituzioni dove le persone crescono, non se ne vanno. Ecco, questo era un po' la premessa che mi ha colpito in effetti ed è un fatto che noi non dobbiamo perdere, assolutamente, non dobbiamo perdere. Ehm, Rispetto al titolo della relazione, l'impegno di un EBA nella cura di chi cura, ecco, non aspettatevi, sgombriamo subito il tema, non aspettatevi una relazione cattedratica o piuttosto che morale, ecco. Presenterò qualcosa di molto operativo, cioè l'impegno di un EBA è una proposta e se sarò capace e bravo nell'illustrarla, sarà un compito per voi, sarà un compito per casa, perché non so se lo sapete, adesso non so come si fa ad andare avanti qua, aspetta, che proviamo. Aprici in giù sulla tastiera, fermo prima con la tastiera. Grazie. Non so se mi sono perso. Se appunto siamo al corrente di cosa c'è da un punto di vista normativo, ma l'idea mia oggi è di fare anche un po' di informazione su quello che oggi è presente già, c'è già e questa informazione diventerà per voi un compito per casa. Ve lo anticipo già. Ok, perché quello che stiamo facendo come Uneba Veneto, in verità lo potranno fare, lo possono già fare gli enti del terzo settore, ad esempio. Capito? Per cui il tema è, come dire, un'informazione che vuole aggiungere percorsi fattibili. Peraltro, oggi abbiamo avuto l'informazione dalla Regione Veneto che ciò che ricordava Patrizia, che è stata una delibera del 13 agosto, la numero 960, che ha istituito una commissione che si deve occupare proprio del tema delle risorse umane in ambito regionale. C'è stata la convocazione da parte del dirigente Costa di un tavolo con le associazioni di categoria il 18 ottobre nel pomeriggio d'Azienda Zero. Ok? Per cui sono tutti temi che si rincorrono, che si aggiungono, che si perfezionano anche un po' alla volta. Il tema della mancanza degli operatori sociosanitari, non occorre dire le necessità che ci sono, però per tornare un po' alle suggestioni dei due relatori iniziali, noi dobbiamo sempre pensare a
quali sono le motivazioni che ci hanno portato a essere in una certa maniera? Quali sono i percorsi che abbiamo vissuto, che i nostri enti, da dove sono nati i nostri enti? Che cosa hanno fatto? Qual è la loro mission originaria, ok? A me ha molto colpito, vado alla slide successiva, molto colpito l'incontro che ho fatto con alcuni rappresentanti di UNEVA che abbiamo fatto il 5 settembre a Roma presso l'ospedale Vannini delle figlie di San Camillo, figli di San Camillo. E, sono andato a incontrare la Suor Aida, Suor Aida che è del Consiglio Generale delle Figlie di San Camillo, mondiale penso, che attualmente lavora a Lima, che ha una scuola. E molto affettuosamente ci ha invitato a pranzo e parlando così a pranzo ci ha raccontato la storia delle figlie di San Camillo. Sostanzialmente questo ordine nasce dopo 3 secoli dal fondatore, San Camillo dell'Ellis, che muore nel 1582, 3 secoli, 310 anni dopo, nel 1892, sull'onda di un camiliano, sono nate loro come vocazione nuova, un ramo femminile, le figlie di San Camillo, che con cuore di madre, lo trovate anche nella pagina del loro sito, con cuore di madre e genio femminile si occupano appunto di portare avanti questo carisma. E un secolo dopo hanno capito che questo carisma può essere aumentato, molto aumentato, se si dedicano anche alla formazione degli infermieri professionali. Ed è il messaggio che voglio dare io, cioè noi non possiamo più pensare ad avere enti che fanno, ma dobbiamo avere enti che formano, delle academy interne, dobbiamo avere degli enti che motivano, che danno sostegno, che danno quel senso di cui parlava prima il professor Mion alle azioni che uno fa. E adesso veniamo un po' alle nozioni tecniche, che sono quelle per cui vi darò il compito per casa. Vedo che ci sono tanti rappresentanti di UNEVA regionali, ci sono molti presidenti regionali di UNEVA e questo sarà un compito che io affiderò a loro dopo questa giornata. Allora, il decreto Cutro 2023, che si è trasformato in legge 50, sostanzialmente permette oggi di portare in Italia dei migranti regolari con uno sforzo, permettetemi, minimo. 100 ore di formazione. Ok? Cerchiamo di spiegare un po' meglio questa cosa. Chi è che lo può fare? Chi è che lo può fare? Lo fanno sicuramente le regioni, lo fanno sicuramente le province, ma lo possono fare anche le associazioni di categoria e anche le organizzazioni territoriali delle associazioni di categoria, cioè le organizzazioni le UNEVA regionali. È chiaro che qual è il concetto da cui parte questa norma? Formare le persone nei paesi di origine per poterle portare poi in Italia. Ma di cosa stiamo parlando come formazione? Stiamo parlando di 100 ore di formazione linguistica per raggiungere il livello A1, ok? Ma livello A1 è: devo prendere il pane, da dove vieni, come ti chiami. Questo è il livello A1. Più ci sono una ventina di ore di educazione civica
orientamento al lavoro e il tema della sicurezza sul lavoro, con 130, 140 ore più la parte professionale, più la parte professionale. La parte professionale, se voi andiamo, se andiamo un po' nel mondo fuori dall'Italia, dei paesi stranieri, comunque ci sono delle università e delle scuole che si occupano di percorsi formativi in ambito socioassistenziale. Tutto il Sud America, ad esempio, ha questa figura che si chiama tecnico di infermieristica, che fa 1800 ore di corso, ok? Che è simile, molto simile all'OS, ma non ci sono solo in Sud America, ci sono le badanti dei paesi indiani, il Bangladesh, tutta l'Africa. Allora, con, si stanno organizzando, come dicevo prima, perché i soggetti possono essere questi. So che un'industria in Veneto si sta organizzando per formare queste persone nell'ambito manifatturiero piuttosto che metalmeccanico, insomma, ecco. Le associazioni stesse di agenzie per il lavoro, la Randstad, l'Umana, stanno già facendo progetti di questo tipo. Entro l'anno probabilmente arriveranno questi primi lavoratori. Questi poi sono lavoratori che non entrano nel decreto flussi, cioè loro nel passaporto ottengono il visto per il lavoro, entrano e possono essere assunti. Sicuramente è una fatica, ma è un percorso praticabile. Ecco, io peraltro sto aspettando, in questi giorni ho guardato la conferenza stampa l'altro giorno c'è stato il Consiglio dei Ministri e non so se avete guardato la TV e nell'illustrazione del lavoro del Consiglio dei Ministri è stato detto che è stato messo mano nuovamente a tutta la normativa legata all'immigrazione è stato detto, per velocizzare, facilitare e mettere delle barriere ai furbi. Queste tre cose. Sono curioso di vedere il testo. Inoltre è stato anche detto che il permesso di soggiorno sarà telematico. Cioè ci sono una serie di continue innovazioni, di attenzioni che bisogna avere ehm, che devono tener desta l'attenzione perché sono percorsi che possiamo praticare. Percorsi che possiamo praticare. Per cui questi percorsi che possiamo praticare li dobbiamo praticare, vista la necessità che abbiamo. È chiaro che l'atteggiamento del governo da qui in poi sarà sempre di più una formazione, almeno linguistica, di questi soggetti all'estero. Ok? Questo è un trend che ci è stato confermato. Ieri, peraltro, è stato detto anche dall'assessore, che è peraltro una richiesta anche di un'EBA che ha fatto nei tavoli regionali, quello di inserire nel testo unico, come per le figure degli infermieri, anche gli OS. Ok? Questa battuta è stata fatta più volte a livello anche regionale. Vediamo se questo percorso è un percorso virtuoso che riusciamo ad ottenere, insomma. Però con questi percorsi, diciamo, formativi, la cosa si può già fare, si può già fare. Di questo progetto, che è il progetto che sto parlando adesso, dopo chiederò al collega che si occupa della comunicazione un contributo, perché per noi è importante che quello che stiamo facendo venga anche comunicato. È stato detto anche prima sia da Angelelli che dal professor Mion, cioè non dobbiamo solo fare,
dobbiamo anche comunicare. E fare è metà dell'opera che facciamo, dobbiamo comunicare, perché la comunicazione dà senso alle cose che facciamo e poi ci mette di fronte agli altri e ci obbliga a trovare il senso delle cose che facciamo. Però dopo chiederò maggiori indicazioni al collega Claudio. Abbiamo individuato 3 partner, in verità sono partner obbligati, nel senso che gli enti che possono presentare questi soggetti sono enti che, come dicevo prima, l'associazione di categoria è titolata a farlo, gli ETS sono titolati a farlo, ma sono titolati a farlo anche gli enti accreditati per i servizi per il lavoro. E l'Insieme si può è un ente accreditato per i servizi per il lavoro e sono accreditati a farlo anche gli enti accreditati per i servizi alla formazione, ok? Questi 3 soggetti si sono resi disponibili e stiamo pensando di costruire questo primo progetto pilota per portare una ventina di tecnici di infermieristica in Italia attraverso appunto l'aiuto dell'organizzazione di Lima la cui responsabile è Suor Aida. In verità però abbiamo altri contatti, grazie soprattutto alla Pia Opera Ciccarelli qua a Verona, ha molti contatti all'estero. Abbiamo i contatti col Don Nicola Mazza, che è un'istituzione qua veronese, c'è anche a Padova, ma è nata a Verona, e con alcune università del Maragnon, del Mato Grosso, scusate, del Mato Grosso. Però abbiamo contatti anche con altri stati, cioè si sta muovendo un mondo. Dobbiamo mettere insieme queste informazioni. 2 settimane fa con il Presidente Massi abbiamo portato questo progetto alla Fondazione Samaritanus che lo ha accolto. È un suo progetto, la Fondazione Samaritanus. Ecco, il vantaggio di avere questo, diciamo, appoggio con la Fondazione Samaritanus è un vantaggio non da poco, perché abbiamo lì i contatti con tutti i ministeri, con tutte le persone che poi alla fine ti dicono si fa così e si fa colà. Perché in verità le informazioni che stiamo raccogliendo sono informazioni proprio spicciole, giorno per giorno. Ad esempio, ve ne cito una, ed è per quello che vogliamo poi veicolare tutte queste informazioni all'interno di un sito che possa essere patrimonio di tutti. Perché sono informazioni che raccogliamo magari parlando col funzionario Tizio, col funzionario Caio, che ci spiegano le cose. Vi faccio l'esempio. Stiamo parlando di formazione professionale e, e civico-linguistica, ok? Ma la formazione professionale ci è stato riferito che può essere surrogata da un bilancio delle competenze. Come? Bisogna fare riferimento all'Atlante delle professioni, che è una indicazione governativa. Cioè, di giorno in giorno raccogliamo continue informazioni e queste continue informazioni devono diventare patrimonio comune, perché vista la necessità che abbiamo, sono assolutamente provvidenziali per tutti. La formazione può essere fatta anche in FAD, però sicuramente la presenza sul posto, cioè va messa in piedi una macchina, però quel messaggio che io vi voglio dare è la macchina si può mettere in piedi, per cui non è che un Ebba Veneto è più bravo degli altri, un Ebba Veneto per caso ci è arrivato prima, ma io mi auguro che tutti i presidenti regionali qui presenti poi vengano da me dopo nella pausa e ci diciamo ma come possiamo fare per far partire qualcosa anche nelle altre regioni. Sono ingressi fuori quota, come abbiamo detto,
Le associazioni di categoria hanno la titolarità di farlo, teoricamente potrebbero farlo senza approvazione ministeriale fino alla fine dell'anno. Fino al 2024 sarebbe prevista una specie di deroga se ci fossero degli accordi presi con enti di formazione accreditati a livello regionale o nazionale o enti accreditati per i servizi per il lavoro. Perché nasce questo? Perché era una delle premesse che ho saltato. Oggi in Italia abbiamo siamo il penultimo paese europeo come indice di natalità, 1,2. Il più alto è la Francia, 1,9. Però i dati per poter essere, come dire, per fare in modo che la popolazione non diminuisca, l'indice dovrebbe essere almeno di 2,1. Per cui questo è un percorso che ci accompagnerà non nei prossimi mesi, ma nei prossimi anni, perché questi indici demografici per cambiare, per migliorare, per aumentare, richiedono decenni. E fatalità, la popolazione mondiale sta aumentando. Per cui di necessità virtù dobbiamo andare fuori, ma per andare fuori dobbiamo mettersi in testa un'organizzazione diversa che si confronta con situazioni diverse. Come vi dicevo prima, questo ve l'ho già detto, e anche questo, come dicevo prima, bisogna che i nostri enti recuperino quella dimensione che è anche formativa, non è solo del fare, ma è di insegnare a fare, e motivazionale. In questo mercato qua si stanno buttando a decine. Questo ci preoccupa? No, assolutamente. Perché? Perché noi dobbiamo, nell'ordine di quello che ho appena detto, riprendere la motivazione per cui facciamo le cose, dare il senso. Non ce l'ho con le agenzie commerciali del lavoro, ma una realtà non profit come le nostre ha dentro di sé l'attenzione a far crescere le persone e i collaboratori. Gli altri lo fanno per attività commerciale, senza nulla togliere che lo possono fare bene. Ma questo non ce lo toglie nessuno. Dobbiamo riappropriarcene però. Dobbiamo... la generatività. Ma guardate che io mi sono così sfogliato un po' di testi al riguardo. Tutte le organizzazioni religiose, quelle nate nell'Ottocento, che hanno praticamente costruito tutte le professionalità, sono nate così. Don Bosco prendeva le persone per strada, le formava e poi loro a loro volta diventavano educatori. Senza andare distante, i Pavoniani, Scalabrini, tutte... devo concludere. Allora, attualmente non è previsto sovvenzione da parte di nessuno. Queste realtà devono reggersi economicamente e non devono ricadere nelle persone formate, straniere formate. Come vi dicevo, nel 2024 c'è questa, non è una deroga, ma è la possibilità di andare oltre l'approvazione ministeriale, anche se i tempi sono stretti. Il motivo della presenza di Claudio è proprio per dare anche qualche indicazione su come vogliamo comunicare questo, perché comunicare questo per me è altrettanto fondamentale che farlo, ok? Dopo concludo.
Sarò rapidissimo anche perché ho molta meno mani in pasta nella materia rispetto al presidente Facci e torno velocemente alla slide sul nome del progetto, che è appunto Progetto Zefiro, perché la prima cosa che assieme al presidente Facci e a Tommaso Bisagno, che assieme a me curerà la parte della comunicazione, è quello di identificarlo questo progetto. Zefiro è un vento di ponente che porta la primavera, quindi è un nome evocativo che ci dà speranza, no? Per cui anche per i nostri enti, per il nostro lavoro, di avere una nuova primavera anche per le nostre attività. Citato anche da Petrarca, quindi ha anche una delle radici, no? Sia nella nostra cultura che nel nostro territorio. E quali sono i primi passi operativi di Zefiro? Innanzitutto, appunto, trovare il nome, stiamo lavorando ad un logo, stiamo lavorando alle strutture, perché poi la cosa più importante è essere trovati quando si viene cercati e raggiungere chi non ci cerca perché non ci conosce. No? Questi sono i due obiettivi, con una sfida, perché dobbiamo parlare a tante realtà diverse, ci sono le istituzioni, ci sono gli enti, ci sono le persone all'estero che possono entrare in contatto con noi e parlano lingue diverse, hanno culture diverse, ok? Fortunatamente sui valori invece, no, appunto lavorando con istituzioni cattoliche, possiamo già su quello avere una base condivisa, però comunque no, l'immagine della Torre di Babele è esemplificativa, bisogna riuscire ad abbattere alcune barriere, no? Per cui questo il lavoro di comunicazione è importante. In aggiunta, ecco, questa è un'altra sfera abbastanza complicata del lavoro, perché come avete capito dal Presidente, è tutto in divenire, nel senso ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo. Al mio ente serve un OS. Come mi aiuta Zefiro? Vi direi inviate una mail a info.unebaveneto.org. Però non è solo quello che fa Zefiro. Zefiro vuole essere una piattaforma, è brutto perché è una cosa molto aziendale, però vuole fare sintesi, ecco, di quelle che sono le istanze che arrivano dai vari protagonisti di questo progetto, che è Uneba Veneto in questo caso, gli enti che hanno delle esigenze e che hanno un know-how, portano la loro esperienza. Le istituzioni, che poi sono quelle che operativamente regolamentano la materia, e poi ci sono i partner, ovviamente, quindi quelli che sono all'estero, quelli che sono in Italia, e poi ci sono i lavoratori stranieri che sono difficili da raggiungere online, offline, nelle varie modalità che ci inventeremo, che stiamo studiando, e soprattutto hanno bisogno di essere accompagnati sia quando sono ancora nel loro paese d'origine, sia quando arrivano qua. Quindi voi capite che l'importanza di creare delle strutture che siano semplici, ma anche al tempo stesso complete, è una sfida per noi, perché appunto dobbiamo parlare a tutti e ad ognuno con il proprio linguaggio. Quindi su questo chiederemo sicuramente anche il vostro aiuto. Grazie. Ecco, la logica è questa. Non è prendiamo dall'estero le risorse che ci mancano, è la costruzione di ponti. Anche perché ricordiamoci che molte volte in queste situazioni ci sono anche le parti patologiche, ci possono essere dei fallimenti, per cui il ponte permette anche di tornare indietro. E la forza del partner straniero sta proprio in questo. Dobbiamo costruire ponti facilitati dal fatto che le organizzazioni religiose sono presenti in tutto il mondo. Questi ponti ci permettono di essere, come dire, di aver più successo su questa iniziativa, che è piena di insidie. Ecco. Grazie, spero di essere stato chiaro. Grazie, dottor Facci. Beh, abbiamo
sentito come il progetto Zefiro, come il vento di ponente, porterà una nuova primavera e quindi ci dà la speranza di un futuro meno faticoso. Come diceva Don Andrea stamattina, tantum aurora est, e speriamo che questa aurora poi dia luogo ad una giornata luminosa. Adesso diamo la parola al dottor Guaricci di Uneba Puglia, che ci parlerà di un tema interessante che riguarda la comunicazione innovativa con le persone anziane, quindi di qualche cosa che possiamo fare all'interno delle nostre organizzazioni. Prego. Problemi tecnici? Piccoli. Piccoli problemi tecnici. Finché sono piccoli non c'è problema. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio la dottoressa, la presidente, la dottoressa Scalabrin, saluto tutti gli altri relatori, saluto tutti i colleghi dell'UNEBA e tutti voi che state partecipando. È chiaro che trattare il tema della comunicazione in generale e più nello specifico della comunicazione con le persone anziane, ridurlo a pochi minuti è veramente impensabile. Quindi ci limiteremo a fare delle considerazioni generali partendo da una serie di presupposti e ponendo, vi dico subito, già tre paletti all'oggetto della discussione, all'oggetto delle nostre riflessioni. Non si sfocerà mai in meriti clinici o prettamente sanitari, non essendo io uno psicologo, ma semplicemente un appassionato di comunicazione e quindi ovviamente questo pone dei limiti scientifici nei quali cercheremo di non andare. Da queste riflessioni che facciamo oggi resteranno fuori, in quanto due universi che meritano lunghissime discussioni a parte, sia la comunicazione digitale, che comunque sappiamo è in costante evoluzione, sia le applicazioni nell'ambito comunicativo dell'intelligenza artificiale. Anche questo un mondo che diventa sempre più un universo del quale credo che difficilmente noi riusciremo a fare a meno. Ed infine, dobbiamo considerare che comunicare con gli anziani in modo efficace, come si diceva nelle relazioni che mi hanno preceduto, non è un fenomeno più esclusivamente ehm, relativo e afferente a a chi si occupa della cura degli anziani esclusivamente in modo professionale, quindi agli OSS, agli infermieri, a chi ha contatto diretto con loro. Per riprendere un attimo i dati e capire la portata del discorso che stiamo facendo, voglio ricordare, e lo faccio molto volentieri, un articolo uscito sul Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli all'inizio di settembre, nel quale credo che sia l'articolo più, non voglio dire più bello perché il contenuto è abbastanza drammatico, ma credo che sia l'articolo più veritiero che io abbia letto su un giornale, su quella che è la situazione degli anziani dei quali noi ci prendiamo cura, che lui definisce fragili, invisibili e dimenticati. E lo fa accusando tanto la politica quanto la società della circostanza che la cura e l'assistenza a queste persone non è mai una priorità della politica, non è mai una priorità dei nostri governi ed effettivamente c'è da chiedersi perché. C'è da chiedersi perché considerando quelli che sono i dati. Voglio riportarmi ai dati contenuti nell'articolo stesso, dove si parla di quasi 4 milioni, 3 milioni e 8 di anziani non autosufficienti, a cui aggiungere tutti quelli che se ne prendono cura per arrivare ad una platea di circa 10 milioni di persone. Di quelli che se ne prendono cura. A questo punto però dobbiamo considerare da un lato
Monsignor Massimo Angelelli mi perdonerà, ma farò sua per sempre la meravigliosa definizione. Dobbiamo considerare da un lato la professionalizzazione dell'affetto, cioè quando è il parente che, mosso dal suo amore, dal suo affetto, ritiene di avere la competenza o è costretto a prendersi cura della persona anziana fragile. Dall'altro però, quello che dice il nostro caro Giovanni Di Bari, uno dei nostri esperti sulla legge, sulla riforma della non autosufficienza, che continuiamo a chiamare mancata riforma della non autosufficienza, e cioè che la diminuzione delle nascite, che è il motivo per cui si va verso un invecchiamento della popolazione importante, comporta anche che molti anziani non hanno figli o nipoti che si possano prendere cura di loro. Quindi la professionalizzazione dell'affetto, per forza di cose, ha anche determinati limiti. È imbarazzante, dice De Bortoli, che i governi che si sono succeduti, ma anche le società nel suo complesso, abbiano dimenticato questo fattore. E questo si riconduce ad un altro argomento a me molto caro, che è quello dell'invecchiamento della popolazione, in modo particolare dell'invecchiamento attivo. Cioè, le società civili avrebbero da sempre, da tanto almeno, dovuto improntare, iniziare a pensare a tutti gli istituti che afferiscono alla vita quotidiana dei cittadini, targetizzandoli in funzione di quella che è la loro età, che è sempre crescente. Purtroppo così evidentemente non è stato, se no non ci troveremmo in questa ed in altre situazioni. E questo comporta il nostro dovere a questo punto di dover imparare a qualsiasi titolo a comunicare con le persone anziane. Facciamo un attimo un piccolissimo passo indietro, molto veloce perché il tempo è quello che è. Se io vi chiedessi cosa si intende per comunicazione, quando si ha un processo di comunicazione, partiamo proprio da concetti veramente elementari sui quali probabilmente ci si sofferma molto poco. Diciamo che io, tra le tante fonti, l'ho chiesto proprio a ChatGPT, che è una delle applicazioni per, diciamo, per la comunicazione dell'intelligenza artificiale, che mi dice che si ha un processo di comunicazione semplicemente quando da un soggetto A, che è il mittente, parte un messaggio che arriva e viene colto ad un soggetto B, che è il destinatario. Quindi abbiamo elementi soggettivi, che sono il mittente e il destinatario. L'elemento oggettivo, che è il messaggio che viene trasmesso, e poi ci sono elementi variabili, che sono le modalità con cui viene trasmesso. Anche un cartellone pubblicitario che noi vediamo ci costruisce un processo di comunicazione. A questo punto sorge un piccolo dubbio. Prima il collega Francesco Facci diceva: facciamo informazione, a seguito di questa informazione avrete dei compiti a casa. Il feedback del destinatario costituisce un elemento fondamentale della comunicazione o meno? Cioè, se io comunico e non ho una risposta, ma so che il messaggio è arrivato al destinatario, ho completato un processo di comunicazione o non l'ho completato? Anche in questo caso ho voluto chiedere proprio a ChatGPT, il quale mi dice, in realtà in maniera conforme alla maggior parte della dottrina, diciamo noi avvocati, cioè dagli studiosi che si occupano della materia, secondo la maggior parte di loro è necessario un feedback affinché si abbia
affinché si abbia un processo di comunicazione completo. Ma la persona anziana, molte volte, a seconda del proprio livello di compromissione cognitiva, non è molto in grado di dare un feedback, così come il feedback può essere differito nel tempo, può essere implicito. Se io ti dico per favore fai questo, io non ti rispondo, ma nel frattempo sto pensando di farlo. Quello è un feedback implicito che nella comunicazione con le persone anziane molte volte può verificarsi, proprio magari in virtù della loro difficoltà di espressione o di comunicare. Direi che ai nostri fini questa distinzione non è proprio necessaria, è diciamo un voler dimostrarvi come anche concetti così semplici, se vogliamo, possono essere stressati, tra virgolette, e argomentati in più modi. Quindi accomuniamo sotto il termine di comunicazione tutto quello che riguarda, abbiamo dato già le esclusioni, tutto quello che riguarda il processo che si ha quando una persona comunica con un'altra, in modo particolare quando si comunica con una persona anziana. Vediamo qui dove stiamo. Quindi il nostro obiettivo, quello di tutti ormai, dobbiamo entrare in quest'ordine di idee, è quello di creare una comunicazione efficace. La comunicazione efficace si riferisce alla capacità di trasmettere un messaggio in modo chiaro, comprensibile e coerente, in modo che il destinatario lo riceva esattamente come concepito dal mittente. Molte volte nelle persone anziane il messaggio può arrivare in maniera leggermente distorta. Probabilmente sarà efficace lo stesso nella misura in cui si raggiunge l'obiettivo che ci eravamo prefissi. E questo comporta l'adattamento del proprio messaggio al contesto dell'interlocutore. Quali sono i punti chiave della comunicazione efficace? Vabbè, sono cose abbastanza comuni: chiarezza, ascolto attivo, empatia, l'uso corretto del linguaggio non verbale, quindi la gestualità, il linguaggio del corpo, eccetera, eccetera, ma soprattutto, non so se è qui, vedete l'ultimo punto, l'adattamento al contesto, quindi modificare lo stile comunicativo in relazione all'ambiente, alle circostanze e al destinatario, quindi alle caratteristiche del destinatario. Quindi se torniamo allo schemino iniziale, abbiamo mittente, messaggio, destinatario che risponde e lavoro sul mittente, perché il destinatario, persona anziana, difficilmente può mutare il proprio modo di comprendere, il proprio modo di rispondere, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che bisogna fare un lavoro sul mittente del messaggio. Come lo possiamo fare? Ma sto andando indietro. Scusate. Come lo possiamo fare? Applicando al mittente dei destinatari che poi dopo vengono applicati alla comunicazione con le persone anziane. Quindi precisiamo quindi che se io vi propongo una relazione dal titolo Nuovi approcci comunicativi, non significa che stanotte qualcuno si sia insegnato, abbia tirato fuori qualcosa, abbia inventato qualcosa, ma riprendendo il dovere che abbiamo di adattarci alla nostra diciamo, tematica, abbiamo
la necessità di individuare tipologie di comunicazioni afferenti al mittente in modo da arrivare poi a una comunicazione efficace col destinatario persona anziana. Uno di questi, vi porto soltanto un paio di esempi perché devo necessariamente rimanere nei tempi. 5 minuti va benissimo. Quindi abbiamo la comunicazione non violenta, che è stata inventata da Rosenberg, uno psicologo americano. La comunicazione non violenta è un modello di comunicazione che si fonda sull'approccio che promuove empatia, comprensione e rispetto reciproco al fine di risolvere i conflitti e migliorare le relazioni. La comunicazione non violenta si basa quindi sull'idea che i conflitti nascono spesso da modalità di comunicazioni giudicanti o accusatorie e mira a sostituirle con un linguaggio che esprime bisogni e sentimenti autentici. A riguardo vi consiglierei, se vi piace l'argomento, di leggere un libro proprio di Rosenberg che si chiama Le parole non sono finestre, le parole sono finestre oppure muri, quando viene, diciamo, oscurata la possibilità di giungere al destinatario. Un'altra sfida molto molto più difficile, molto più ardua, è quella di applicare invece nella comunicazione con le persone anziane la programmazione neurolinguistica. Di per sé la programmazione neurolinguistica è un argomento molto molto complesso che non riguarda solo la comunicazione, ma riguarda il proprio modo di essere, il proprio approccio alla vita. È stata inventata si basa su un insieme di tecniche e modelli di comportamento e di pensiero fondata e sviluppata negli anni 70 da Bandler e Grinder. Bandler era oh signore, vado indietro al posto che ho. Eccoci. Allora, Bandler era uno studente di matematica, scienze informatiche, che per pagarsi gli studi lavorava presso una casa editrice di libri di psicologia ehm, a Santa Cruz con il compito di trascrivere videoconferenze e lezioni, delle quali, a furia di ascoltare, divenne esperto. Grinder invece era un professore di linguistica presso l'Università di Santa Cruz, ma era anche filosofo e life coach. Quindi immaginate, da questo super mix di competenze nasce la PNL, che si basa sull'idea che esiste una connessione tra i processi neurologici, il linguaggio e i modelli e schemi di comportamento appresi dall'esperienza. Quindi la PNL non nasce per comunicare, ma una delle varie sfide che potremmo porre in atto è quella di applicarla anche nelle comunicazioni con le persone anziane. Ecco, ora io avrei tante slide da mostrarvi per approfondire questo processo che, ripeto, è molto affascinante. Purtroppo non ne abbiamo il tempo. Considerate che l'UNEVA sta organizzando, come spesso accade, un workshop al forum della non autosufficienza, dove già lì avremo un po' più di tempo per approfondire il discorso. Al momento, con rammarico, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alle aziende. Noi non ci associamo al rammarico del dottor Guarici, che avrebbe voluto raccontarci più cose. Lo ringraziamo invece della sua lezio che, seppure in pillole, ci ha illustrato quali sono le criticità della comunicazione all'interno delle nostre organizzazioni. Peraltro
Il tema della comunicazione è ritornato più volte, quindi tanto all'interno delle nostre organizzazioni quanto all'esterno. La cosiddetta advocacy, ne parlava addirittura ieri la dottoressa Notarnicola e l'ha ripetuto più volte. Parlando di advocacy e quindi della capacità di raccontarsi e raccontare quello che facciamo all'interno della società, quindi coinvolgendo e interessando e facendo promozione nei confronti dell'opinione pubblica, come avviene per le migliori tradizioni convegnistiche, il convegno di UNEBA, e ci stiamo avviando alla terza parte della mattinata, ha ritenuto di scrivere, nei giorni scorsi un gruppo di lavoro ha fatto esattamente questo, un documento di sintesi che possiamo considerare a tutti gli effetti un documento a valenza politica, che da una parte sottolinea i valori delle nostre istituzioni e dall'altra esprime la necessità di una azione coordinata da parte di tutti i soggetti del mondo UNEBA. Azione coordinata affinché il messaggio sia uno, chiaro, intellegibile e arrivi là dove vogliamo che arrivi. Il professor Mion ce ne dà una sintesi, quindi lo invito ad essere qui con noi e poi lasceremo un po' di tempo al dibattito. Prego. Bene, come diceva la dottoressa Scalabrin, io ringrazio come... Sì. Ok, un attimo, Scusatemi. scusate che... Sono le ultime. Vale, facciamo questo. Sono. Sì. Non è, sottolineo, non è per captatio benevolenze, che non è perché siamo impreparati, ma perché questo documento è un documento dinamico su cui abbiamo lavorato anche grazie ai relatori di questi giorni che ci hanno anticipato almeno l'abstract del loro intervento. Grazie. Ma ci abbiamo lavorato fino a pochi minuti fa, per cui per questo avete visto questo cambio di slide. Adesso torno qui. E dicevo sì, ringrazio UNEBA che mi ha chiesto di coordinare questo gruppo di lavoro la cui composizione vedete lì in questa slide, che ha lavorato in preparazione e durante il convegno proprio per non lasciare ciò che in questi giorni, in questi 2 giorni su cui abbiamo riflettuto, lasciarli dentro questa sala con un bel panorama su Verona, sui monti di Verona, ma fare in modo che che alcuni messaggi arrivino ai diversi interlocutori istituzionali, non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche tutti i diversi soggetti che in qualche modo collaborano al sistema sociosanitario. Il documento, e sarò veloce su questo, poi le slide sono già online o lo saranno tra pochi minuti, il documento sarà pure diffuso da UNEBA nei prossimi giorni. Dicevo, il documento parte da una serie di dati di realtà, perché gli enti UNEBA e UNEBA
per essi rivendicano anche la capacità di leggere la realtà, leggendola proprio in una posizione che sta al centro del servizio, e quindi una serie di elementi che ben conosciamo e che abbiamo discusso e che sono in realtà all'ordine del giorno dentro i nostri enti. Le dinamiche demografiche, che sono immodificabili non solo dal singolo ente, ma come diceva prima Francesco Facci, ben lontane, scusate, dal poter essere cambiate. Una spesa sanitaria pubblica italiana che è al di sotto delle medie europee, molto al di sotto della media europea, e molto penalizzata se ragioniamo non in termini nominali, ma in termini reali, perché sono stati anni e dopo diverso tempo siamo tornati a conoscere l'inflazione. Questo dice che il nominale è diverso e distante dall'effettivo potere di acquisto. La desiderabilità, il riconoscimento sociale e professioni di cura, differenze di natura sia formale che sia sostanziale in diversi sistemi regionali. Non ne facciamo un giudizio dell'origine, ma è un dato. Anche perfino lo stesso nome di come si chiamano le stesse strutture è diverso nelle diverse regioni. C'è una trasformazione del servizio con un crescente contenuto sanitario, un contesto macroeconomico di incertezza come mai forse negli ultimi decenni, e sicuramente ancora un non del tutto elaborato stress sia personale sia organizzativo generato dalla crisi del Covid-19, che abbiamo in parte superato, ma non nei suoi effetti. Partendo da questo dato di realtà, in questo scenario, ciò che vogliamo dire è che si assiste a una drammatica e diffusa inconsapevolezza in termini di etica della cura, che vede diversi attori del sistema sociosanitario impegnati talvolta, spesso, forse sempre, nella difesa di posizioni individuali, che seppur talvolta legittime, perdono di vista la vocazione etica, prima ancora che gestionale, del sistema. Prendersi cura delle persone fragili. Di fronte a una crisi poliforme, fondamentale richiamare ad una responsabilità comune verso tale comune obiettivo di fondo. Per questo, alla fine di questo convegno, gli enti UNEBA, che sono nati sulla scorta di solide ispirazioni valoriali e sono consapevoli della responsabilità derivante da tale eredità, sentono forte l'esigenza di trovare al più presto una sintesi programmatica improntata al bene comune. Su questo tema è il tema su cui ci siamo più soffermati nella riflessione. Gli enti UNEBA sono spesso nel mezzo famiglie, utenti, servizio sanitario, lavoratori, parti sindacali. In questo scenario ciò che vediamo è il bisogno di fare sintesi e fare sistema attorno ai diritti delle persone vulnerabili e alla realizzazione di un sistema equo, inclusivo e sostenibile, il cui peso non può essere scaricato solo su uno degli attori di questo sistema. Per questo proponiamo 7 elementi, 7 ambiti prioritari di azione. In primis, il riconoscimento del prezioso e insostituibile ruolo sociale degli enti che erogano servizi sociosanitari, in particolare quelli non profit, favorendo e sostenendo l'innovazione dei servizi residenziali e non di fronte alle sfide attuali. L'attivazione, pur nel rispetto delle legittime competenze regionali sulle materie devolute, di un ragionamento sistemico sui servizi sociosanitari
improntato all'equità e alla chiarezza, ove servisse smorzando le differenze tra le regioni. In terzo luogo, la costituzione di uno spazio di confronto paritetico permanente fra attori pubblici e privati del sistema sociosanitario, volto ad individuare i possibili efficientamenti in ambito di sostenibilità economica dei servizi. Quarto punto, una chiara assunzione di responsabilità in termini di finanziamento dei servizi destinati a persone affette da demenze gravi, tema che si sta affacciando con grande forza in alcune sentenze, ma che sembra trovare sordi alcuni interlocutori pubblici. Un reale investimento finanziario ma anche culturale sulle professioni di cura che consenta di alimentare il settore con risorse umane qualificate, mediante una riqualificazione sociale delle professioni di cura anche in termini di retribuzione, un investimento sulla formazione, sull'incentivazione e orientamento verso le professioni di cura e la facilitazione di percorsi disciplinati per l'arrivo di personale straniero già qualificato mediante procedure chiare e snelle per riconoscimento dei titoli di studio. La progressiva eliminazione delle differenze contrattuali tra diversi comparti del settore sanitario, evitando il dumping legato alla natura giuridica del datore di lavoro e favorendo invece un equilibrato e sostenibile percorso di omogenizzazione delle retribuzioni a parità di funzione. Sottolineo equilibrato e sostenibile. E infine favorire tutte le forme virtuose di collaborazione di rete che, facilitando le economie di scala e di scopo, preservino le peculiarità di un sistema sociosanitario contraddistinto da esperienze locali diverse, eticamente orientate, capaci di rispondere con efficacia alla domanda di servizi dei differenti territori. Queste sono le 7 linee che, anche facendo sintesi di ciò che è stato dibattuto in questi giorni, e ci sentiamo di proporre, l'abbiamo condivise anche con la presidenza di UNEBA, e che ci sentiamo come gruppo di lavoro, e spero insomma, c'è un po' di tempo anche di confronto su questo, come assemblea che ha lavorato attorno a questi temi in questi giorni, di proporre a tutti, ripeto, a tutti gli interlocutori pubblici prima di tutto, ma non solo, perché l'idea è proprio quella di fare sistema attorno alle persone fragili. Prego. Come negare la parola? Volevo semplicemente ringraziare il professor Mion e tutti coloro che hanno collaborato con lui a scrivere questo documento. Ci tengo a rilevare una novità rispetto agli altri convegni nazionali. Qui c'è stato un gruppo di lavoro che avete visto citato con nome e cognomi, che ha lavorato per preparare il programma del convegno, ha contattato i relatori, ha definito con loro i temi delle relazioni. Poi c'è stato il convegno intensamente vissuto, me lo posso dire, da tutti i partecipanti, e poi c'è il documento finale, che non è uno di quei soliti documenti che vengono fatti, ma questo è un documento elaborato e costruito nelle premesse prima del convegno, da dove emergono i bisogni, le necessità del nostro settore, il convegno stesso che è l'approfondimento con i relatori, che non posso che ringraziare per la qualità delle loro relazioni e la profondità dei temi che hanno posto alla nostra attenzione, e poi le conclusioni finali. E quindi noi usciamo da questo convegno veramente con 2 documenti importanti.
Il primo è questo che ha illustrato poc'anzi il professor Mion, sapete che il professor Mion è un luminare, un punto di riferimento nel settore sociosanitario a livello nazionale. È riconosciuto da tutti e noi lo ringraziamo perché accetta di collaborare sempre e mette a disposizione le sue capacità e competenze all'UNEBA. E l'altro documento che esce da questo convegno è la ricerca che abbiamo sentito illustrata ieri del dottor Marchesi sull'RSA in Genità. Sono due documenti che faremo pervenire a chi è dovere e saranno oggetto anche di approfondimento al nostro interno. Quindi io sono veramente contento per l'intensità del programma e delle relazioni, per la partecipazione e per i risultati veramente, veramente notevoli. Quindi grazie e buon lavoro. Ma si chiude qui o c'è il dibattito adesso? Non so. Vuole essere il mio Allora, l'intervento in chiusura? Era solo un ringraziamento. Non voglio togliere spazio al dibattito. Comunque, 15 minuti ce li grazie. abbiamo, Presidente, li possiamo lasciare anche per qualche domanda. Perfetto. Grazie. Grazie. Se qualcuno vuole intervenire, prego. Sì, vediamo se c'è, dovrebbe esserci un microfono. Eccolo lì, c'è un gelato che arriva. Un saluto a tutti, io sono dottor Natale, sono il direttore generale di una cooperativa sociale in Puglia, San Bernardo. Ho partecipato a questo convegno per portare a casa qualcosa di buono, qualcosa che mi potesse ancora di più far crescere le mie idee, però vorrei portare all'attenzione di voi tutti qualcosa che mi è successo da un anno a questa parte, perché credo che è importante per tutti noi. Sempre attraverso il mondo ecclesiastico abbiamo capito che andare avanti per cercare di fare sempre di più, sempre di più, sempre di più, ci portava a un logorio interno. Un giorno abbiamo deciso che il 15% della nostra ricchezza lo dovevamo donare in carità. Abbiamo cominciato a fare missioni internazionali sanitarie, viaggi e attenzione verso i ragazzi autistici e lo stiamo continuando a fare in modo particolare. Abbiamo realizzato una fabbrica che facciamo le orecchiette in Puglia e a lavorare sono soltanto ragazzi autistici. E sono tornato da 10 giorni fa da una bellissima missione in Madagascar, sempre portando medici, infermieri e 200 kg di prodotti sanitari. Tutto questo ci sta aiutando in due cose importanti. Tutti ci guardano con più attenzione, con più socialità, con più benevolenza. Quando facciamo le riunioni con i sindacati non si arrabbia più nessuno, perché quello che facciamo noi molto probabilmente altri non lo fanno. Il 12 e il 13 novembre stiamo andando all'udienza dal Papa con 80 dipendenti della cooperativa. Stiamo portando un gruppo di ragazzi autistici che facciamo dei servizi per i comuni a Disneyland con le rispettive famiglie e con gli educatori. Tutto questo qui ci ha portato ad un equilibrio interno della società intendo della cooperativa sociale, ma anche della società pubblica, che credo che aiuta tantissimo a portare avanti le nostre bellissime realtà in tutta Italia. Per cui l'invito che faccio e che mi sono fatto a me stesso e anche ad altri, che se pensiamo di dare una parte del nostro benessere agli altri in modo veramente concreto, andando in prima persona, questa importante società viene vista in modo eccellente da tutti noi. Grazie. Beh, ringraziamo il dottor Di Natale per aver condiviso con noi la sua esperienza. Qualche altro intervento?
Sì, buongiorno. Allora, io volevo fare 3 riflessioni su quello che ho sentito. Allora, mi volevo ringraziare Monsignor Angelelli, me le sono scritte perché avevo paura di dimenticarle, sul fatto che viviamo in una società in cui c'è una grande criticità nella condivisione con gli altri. E secondo me, non so se poi Monsignor Gelelli vuole, vuole dire la sua, secondo me questa criticità è dovuta innanzitutto al fatto che nasciamo in una società francamente individualista. Noi occidentali siamo all'interno di società assolutamente individualiste, a differenza ad esempio degli orientali che sono molto più collettivisti. E poi secondo me, anche perché c'è stato un allontanamento, sinceramente, dalla religione, perché la religione dice non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te, oppure si può anche vedere dicendo fai ad altri quello che vorresti fosse fatto a te. Noi non ci mettiamo mai, o meglio, è diventato veramente difficile mettersi nei panni degli altri. Ognuno è diventato, a mio avviso, egocentrico e egoista. Quindi il fatto di mettersi nei panni degli altri diventa francamente difficile. E questo secondo me sono i due punti che portano al fatto di non condividere con gli altri anche le professionalizzazioni della cura. Poi volevo ringraziare il professor Mion sul fatto, mi ha colpito moltissimo quando ha detto che i ragazzi vanno a casa e dicono: "Cavoli, mi è piaciuto la presentazione del percorso per diventare infermiere, quindi ma no, ma tu sei bravo, fai il medico." Cioè, la professione infermieristica è assolutamente bistrattata, mi sento di dirlo, e nonostante sia una professionalità intellettuale come quella del medico, piuttosto quella dell'ingegnere, architetto, avvocato. Quindi questa cosa è assolutamente vera perché la esperisco tutti i giorni, quindi condivido appieno questa sua riflessione. E poi la mia terza postilla era rispetto a quello che ha detto il presidente Facci, del fatto che c'è difficoltà a reperire operatori sociosanitari. Però mi viene da dire, in base alla mia esperienza, che soprattutto dopo il Covid, visto che è stato menzionato, c'è stata veramente una crisi economica. Quindi, proprio perché lo spedisco tutti i giorni, vedo che coloro che si avvicinano a questa professione sono persone che hanno perso il lavoro oppure che dicono vabbè, faccio l'OS così ho subito il lavoro. Purtroppo succede questo e questo direi che è abbastanza grave. Ecco, niente, questo era il mio punto di vista. Grazie. Le chiedo la cortesia di presentarsi così come hanno fatto gli altri, grazie. Sono dottoressa Seghezzi, gestisco la RSA in provincia di Bergamo, sono accompagnata dal mio presidente, dottor Baruffi, e niente. Grazie, Grazie. grazie delle sue considerazioni che ha voluto condividere con noi. Prego, qui ci sono altre richieste. Sì, Andrea Blandi, Toscana. Anch'io mi associo a quanto ha detto il Presidente prima sulle relazioni molto interessanti che abbiamo ascoltato. Volevo fare proprio su queste relazioni un'osservazione rispetto anche diciamo, al lavoro che è stato portato avanti dal gruppo e che quindi viene poi consegnato all'organizzazione come momento, penso, anche di riflessione. Io credo che tutto quello che è stato detto ieri e anche oggi
non sia un problema che riguarda solo il mondo sanitario e sociosanitario. È una situazione che riguarda molti altri mondi, agricoltura, riguarda l'industria, riguarda, non sto a farla tanto lunga. C'è il tema dei giovani che in qualche modo, no, hanno una visione diversa della vita, di come viverla e quindi del lavoro. Oramai ci sono tutta una serie di studi anche su questo, quindi è un problema molto, ci sono una serie di tendenze che oramai vediamo un pochettino, no? Che si presentano in tutti i settori. Quindi penso alla riflessione, cioè questo complica la questione, quindi non è soltanto un problema, diciamo, che riguarda questo mondo, quindi probabilmente l'OS dovrà essere tutta un'altra cosa, come una volta l'infermiere era tutta un'altra cosa, quindi probabilmente sarà un nuovo professionista, ma ci vogliono tutti i tempi. Poi abbiamo visto la battaglia che anche il nostro amico Facci ha fatto sul OSSS contro S, eccetera, eccetera, no? E così via. Quello che voglio dire è questo, che mentre poi ieri c'è stato anche l'interessante intervento della dottoressa Della Bocconi, cioè, qui oltre a questi aspetti che non mi soffermo perché sono stati, no? E credo si debbano essere oggetto di riflessioni da parte di chi diciamo governa un po' all'interno del nostro mondo questi servizi, ci sono altre tendenze pericolose, non pericolose in senso possono essere positive e negative, come tutti gli strumenti, no? C'è il tema della finanza, cioè qui siamo oramai in tutti i settori, hanno cominciato altri, addirittura le banche le hanno costrette a diventare grandi, no? Le hanno proprio obbligato a fare le fondazioni. Ci sono una serie di movimenti per cui in qualche maniera il piccolo e il grande devono trovare un equilibrio, no? Cioè la comunità e le risorse e i modelli organizzativi e manageriali devono trovare nuove forme e su questo noi siamo indietro. Cioè nel senso che già abbiamo, noi in Toscana abbiamo dovuto fare una battaglia con la regione per bloccare una serie di gruppi finanziari che andando contro la stessa legge toscana facevano strutture 2 volte, 3 volte, no? Che erano proibite a noi che si lavorava. Cioè, quindi questi aspetti, diciamo, di cambiamento, più avremo questi anni, e concludo, dove in Europa si discuterà del welfare, cioè quale sarà il futuro welfare. Ecco, il mio invito è questo, che Comune EBA noi non solo in questo dibattito, ma io credo che anche in termini di iniziativa, cioè i processi vanno gestiti, non è che vanno solo controllati, vanno viste le evidenze, vanno gestiti. Il tema educativo e vuol dire che dobbiamo ripensare come intervenire e come educare. Quindi ecco il mio invito, un attimino forse un punto in più, se mi posso permettere, che cosa noi, ma non solo noi, insieme a tante altre organizzazioni, anche di mondi diversi, perché credo ci debbano essere, no? Anche forme e modi di cooperazione, possiamo in qualche maniera il destino, se vogliamo, di un modello, non è stato fatto riferimento a valori. I nostri valori sono quelli del Vangelo, ben chiari, ben definiti, aperti a tutti, quindi non sono valori, cioè valori, non sono valori, qualcosa di più, è storia, ha un suo fondamento e quindi ecco vorremmo capire un attimino se riusciamo, e chiudo, insieme in qualche maniera, la Chiesa ha sempre fatto nella scuola, in tutti i settori, nella sua storia ha fatto in qualche maniera, no? Ha dato modelli, prospettive. Credo che siamo chiamati tutti quanti non solo più a guardare e magari piangere, ma in qualche modo invece a rimboccarsi le maniche e trovare forme che ci consentono in qualche modo di costruire un futuro non tanto a noi, ma a quello in cui crediamo. Scusate, sono stato un po' troppo lungo. Grazie Paola Cattino, Uneba Lombardia. Allora, vabbè, ringrazio fondamentalmente il Presidente Massi perché riesce sempre a confezionare dei convegni di alto livello e di profonda discussione e di puntualità anche sugli argomenti. 2 sole provocazioni che vorrei lasciare, che magari gli autorevoli relatori che sono al tavolo possono aiutarci a rispondere, sono queste. Il tema delle persone che lavorano con noi all'interno dei nostri enti è davvero l'emergenza del momento. Perché, come posso dire,
Se è vera la provocazione del Monsignore di stamattina, il Monsignore Angelelli, che dice dobbiamo un po' sceglierci le persone che lavorano con noi e quindi fare anche un discorso di valori. Dopodiché, quando devi riempire i turni e devi garantire l'assistenza, alla fine raccogli un po' quello che c'è. E quindi voglio dire, il tema secondo me è anche quello di chiedersi in maniera onesta e coraggiosa quanto noi siamo appetibili per le persone, il nostro mondo, i nostri enti, quanto sono luoghi di lavoro appetibili. Perché nel momento in cui diventiamo appetibili, poi possiamo anche essere scelti. Faccio un esempio, io mi occupo di consulenze di formazione, oltre che fare il direttore. Quando vado in una struttura che mi chiede un progetto di formazione e io dico, dai, coinvolgiamo anche il personale di pulizia, e questo mi rispondono, ah no, loro no, non sono nessuno, non entrano nella filiera dell'assistenza, vuol dire che allora non hai capito niente. Allora perché io, persona delle pulizie, dovrei continuare a lavorare con te e non andare dove mi danno anche solo 50 euro in più? Quindi secondo me una riflessione che dobbiamo farci è che cosa ci rende diversi, tali per cui le persone ci scelgono e fanno a gara per rimanere nelle nostre strutture e lavorare con noi. Secondo me questa è una riflessione che dobbiamo in qualche modo porci in maniera che poi ci sta anche l'aspetto economico, perché è vero che forse 100 euro in più in busta paga lordi non fanno la differenza, ma magari a noi. Ma chi prende 900 euro al mese, anche quei 100 euro lordi in più fanno la differenza. Quindi questa è la prima cosa. La seconda provocazione che volevo lasciare: più volte tra ieri pomeriggio e stamattina sono usciti due verbi, comunicare e narrare. Quindi anche qui, in che modo noi comunichiamo e ci narriamo? Ma sull'opinione pubblica. Adesso mi è piaciuto molto il parallelismo che ha fatto il professor Mion stamattina sul mondo food. Ok, da Masterchef in poi, adesso tutti parlano e vogliono essere cuochi. Bene, noi quanto siamo sui media, ad esempio? Adesso scherzando ogni tanto con il presidente Massi dico dovremmo fare una fiction sul mondo sociosanitario, ok? Perché magari andare a toccare l'opinione pubblica richiamiamo l'attenzione anche sul nostro mondo. Grazie. Un ultimo intervento e poi Buongiorno, Turci Fausto, direttore generale Fondazione Monsignor Comi Luino, Uneva Varese. Volevo proporre di aggiungere un terzo documento agli atti del nostro convegno. Io cercherò di farlo nel mio piccolo. Eh, Proporrei, visto che dobbiamo prenderci cura di chi cura, di sintetizzare con un librettino tutti gli interventi che sono stati fatti oggi e darli ai nostri operatori. Eh, Perché noi ce li abbiamo condivisi. Secondo me è molto importante che questi argomenti, i contenuti che sono stati portati oggi e ieri, riusciamo a trasmettere ai nostri operatori, anche a quelli delle pulizie, peraltro. E perché altrimenti siamo noi direttori generali, che sono quelli là in alto, che si trovano e sono sempre nel loro ufficio, a raccontarli. Diversamente, far vedere che un movimento come questo, con così tanta gente nel settore, è una voce più allargata e i nostri operatori possono prendere un beneficio maggiore. Io lo farò nel mio piccolo, sbobinando tutti gli incontri e facendo un libretto, ma secondo me questo potrebbe essere, come dire, un elemento qualificante affinché non ce la suoniamo e cantiamo, ma andiamo anche con i nostri operatori a farli vivere queste esperienze. Mi dispiace non aver portato i miei 160 dipendenti oggi. No, ti ringrazio del suggerimento, ma l'abbiamo già pensato perché adesso molti dell'UNEBA sanno che è in corso una trasformazione del nostro periodico Nuova Proposta, sono presenti anche i redattori e abbiamo pensato di trasformare Nuova Proposta in alcuni numeri monografici. Quindi il primo sicuramente sarà sul convegno di Verona, riporteremo tutte le relazioni del convegno di Verona
i vari interventi in modo da... Per cui grazie ai suggerimenti, ci avevamo già pensato, però mi fa piacere che questo risponda ad un bisogno sentito. Almeno questo numero monografico non è la solita rivista periodica bimensile o trimestrale che uno riceve e poi butta via, ma è un trattato, fra virgolette, su un argomento specifico di approfondimento che i vari operatori possono utilizzare. Quindi mi fa piacere e procederemo in questo senso. Altri interventi? Se non chiudiamo. Ci salutiamo, grazie a tutti per essere intervenuti. Le sollecitazioni che abbiamo avuto ci accompagneranno nei prossimi giorni. Grazie e buon lavoro. Intanto c'è il pranzo.